Allora, stavamo parlando di Verde con questi carissimi ospiti, però prima sapete che io devo leggere questo libro bellissimo di questa mamma che è partita per questo viaggio per portare a casa anche l'ultimo figlio che non è tornato dalla guerra, 6 figli, 5 tornati, 1 no, ma lei non si è mossa dal paese, non sa lingue, niente, ma riesce a portare a casa le spoglie dell'adorato figlio. Però continuiamo a leggere perché questo libro, cosa racconta questo libro? Allora abbiamo letto il nazismo, il fascismo, adesso leggiamo RSI, anche come conosciuta come Repubblica di Salò. Fu un regime collaborazionista della Germania nazista, esistito tra il settembre 1943 e l'aprile 1945, voluto da Adolf Hitler e guidato da Benito Mussolini, al fine di governare parte dei territori italiani controllati militarmente dai tedeschi dopo l'armistizio di Cassaibile. La RSI, riconosciuta principalmente solo dai paesi dell'asse e priva di un impianto giuridico costituzionale ufficiale, è stata considerata uno Stato fantoccio al servizio della Germania. Qui mi fermo perché ho tanti ospiti, mancano poche paginette di questo libro molto toccante che riguarda tante donne, soprattutto donne, questa figura femminile, queste mamme che anche in questo momento stanno perdendo i loro figli, li hanno già persi, li stanno cercando, perciò io penso che la Silvia Pascale, questa professoressa, questa docente, assieme a Orlando Materassi abbiano raccontato una storia che sta succedendo tutti i giorni. Ecco, io penso che qualcuno dovrebbe dire anche basta, soprattutto i nostri giovani lo stanno dicendo, basta, non ne possiamo più di guerre, noi vogliamo un ambiente, un bell'ambiente, vogliamo lavorare ma vogliamo anche vivere e vogliamo un ambiente sano. Chissà cosa riserverà il futuro a queste nostre creature, già ne abbiamo pochi. Se perdiamo anche questi, qualcuno dovrebbe fare delle riflessioni. Detto questo, presento subito i graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Margherita Antonello, Giardini Svelati, questa associazione bellissima, proprio di una delicatezza, di una sensibilità unica. Poi vedrete anche le foto, le slide, quello che ha portato Margherita, accompagnata da Carolina Pupo, che è una collabora, ma è una volontaria di questa associazione e spiegherà anche lei come mai l'ha intrigata questi Giardini Svelati e quando ha deciso di aiutare Margherita in questo percorso non facile. Saluto anche la dottoressa Daniela Capitanucci, presidente associazione AND, che vuol dire che soprattutto quello che mi interessa, dottoressa, ecco queste dipendenze, queste nuove dipendenze, se ne parla, io l'ho vista anche nei media nazionali, nei mass media, però mi sembra che si parla ma si faccia poco per questi ragazzi. E saluto anche un sindaco, voi sapete che ho sempre sindaci in trasmissione, non quelli che si sono candidati perché siamo in par condicio naturalmente, però abbiamo Filippo Lazzarin, sindaco di Arzegrande Padova. Buongiorno sindaco, nella veste proprio di sindaco. Mirella. Perché è l'unico posto dove possiamo andare che qualcuno apre la porta, vero sindaco, che qualcuno ascolta, anche se avete pochissime risorse e tanti impegni e tanti. Forse vi hanno passato un cerino che oltre a essere un cerino è una scatola intera di fuoco che cercate di spegnere, ma non so se ce la fate visto quello che avete. Allora partiamo subito dalla dottoressa Capitanucci. Allora dottoressa, io prima ho parlato di giovani, di mamme, ecco molti dicono questi genitori dovrebbero fare più i genitori per questi ragazzi che sbagliano, che prendono dei percorsi veramente che a volte senza ritorno, ma soprattutto i soldi, dottoressa, i soldi che io vedo che hanno questi ragazzi, perché noi con questa paghetta da piccoli, e non so se serve la paghetta oppure dovrebbe essere un dovere aiutare, collaborare, è diventata per loro quasi quasi uno stipendio che il genitore deve dare quando lui ha bisogno. Com'è la situazione, dottoressa Capitanucci? Cosa ci racconta? Intanto grazie per l'invito, grazie per focalizzarci ancora una volta sul tema del gioco d'azzardo nel nostro paese e rispetto alla questione dei soldi è molto delicata perché dobbiamo valutare pro e contro di queste pratiche. Allora, da un lato io credo che se ben gestito il pensiero di dare una paghetta ai figli non è male, nel senso che ci vuole un'educazione
educazione finanziaria sin da molto piccoli, e quindi è chiaro che se un bambino sin da presto viene educato a un buon uso del denaro, questo non può che essere utile per lui. Ovvio, molto diverso è quando c'è la pretesa dello stipendio piuttosto che, come dire, un denaro dato a pioggia magari per ricompensare il bel voto piuttosto che il buon comportamento. Ecco, su questo io sarei un pochino più dubbiosa, perché si crea un legame tra una certa azione e l'attesa che arrivino dei soldi, e questo poi può essere anche rischioso, perché è esattamente lo stesso meccanismo che si può produrre nell'apprendimento del comportamento del gioco d'azzardo. Io penso di poter vincere del denaro, quindi scommetto del denaro, magari ho delle piccole vincite intermittenti, imprevedibili, ma che arrivano, e questo evidentemente ingenera nella mia testa il pensiero che in quel modo lì si fanno i soldi anche in un modo facile, e non è per niente così. Dottoressa, è anche vero però che anche in questi giorni abbiamo letto come questi ragazzi siano molto più avanti di quello che pensiamo, come riescono a gestire anche questi nuovi mezzi di comunicazione, questi social, addirittura con le criptovalute, comprano la droga, poi la rivendono. Perciò io sono convinta, dottoressa, che lei ha ragione, un corretto percorso assieme a una responsabilità anche economica, i soldi come... Però non ci siamo, perché i genitori non fanno questo, la maggioranza. Danno dei soldi per mettere a tacere questo ragazzo che chiede. Ecco, invece di spiegare, ti do i soldi e ho risolto il problema. Il problema è che questi ragazzi hanno il nemico dietro l'angolo, che è il gioco d'azzardo, ma ce l'hanno anche in casa. Perché lo fanno anche in casa. Il genitore non è in grado di gestire questi nuovi strumenti, pochissimi, non li sanno adoperare. Guardate loro cosa riescono a fare già con l'intelligenza artificiale, vanno a scuola con i compiti fatti con l'intelligenza artificiale. Allora, dottoressa, non le sembra che forse dobbiamo capire chi è nostro figlio e chi siamo noi genitori per cercare veramente di fare quello che dice lei? Però non vedo che questa responsabilità, non di tutti, perché ci sono dei genitori bravissimi, delle famiglie meravigliose, ci mancherebbe, però noi dobbiamo andare a vedere quelli che non lo sono, che poi creano problemi a tutta la comunità, questi ragazzi. Perché se il genitore non è attento, questo ragazzo che esce con la maschera di casa molte volte, poi ne combina di tutti i colori e ne va di mezzo alla comunità. Ecco, il genitore, l'importanza della figura del genitore. Prego, dottoressa. Sì, è molto vera questa cosa. Infatti, quando ci chiedono di fare degli interventi di prevenzione sui giovani, sugli adolescenti e preadolescenti, ecco, io credo che questo tipo di interventi non possa essere sostituito anche da interventi mirati a supportare la funzione educativa dei genitori. Cioè, a volte è proprio il contesto familiare che, se non è supportato in maniera adeguata, rischia di dare dei messaggi poi contrastanti con quelli che poi invece diamo agli adolescenti quando andiamo a fare gli incontri di prevenzione nelle scuole. Devo dire che è un percorso parallelo, non si può pensare soltanto all'adolescente o soltanto al genitore. Bisogna supportare nella stessa direzione entrambe queste componenti della famiglia, proprio per garantire un risultato omogeneo. Sentiamo cosa ne pensa il sindaco di Arzegrande, ecco, un sindaco veramente anche con una certa sensibilità, che cerca anche lui di essere nel pezzo e di aiutare, ecco, le persone che arrivano nel suo studio, perché non è che ci siano tante porte aperte, sindaco Lazzarin, per queste fragilità. Anzi, si parlava prima con Margherita Antonello, la difficoltà del mondo del volontariato, sempre più pressato, sempre più responsabile, dobbiamo pagare per fare i volontari, con dei costi che sono assurdi per il mondo del volontariato. Questo non l'abbiamo fatto noi, l'ha fatto la politica. Cosa ne pensa, sindaco? Perché se anche voi perdete i volontari, non è che potete fare dei salti di gioia, sono quelli che vi tengono in piedi. Prego.
Ho una grande fortuna nella mia piccola, insomma, cittadina, che è quella di Arzergrande. Tu lo sai, sono sempre molto impegnato e affine all'ascolto. Le porte del municipio sono sempre aperte per questi ragazzi. Io ascoltavo con estrema attenzione, insomma, da papà molto attento alle relazioni con mia figlia, quanto sia necessario, fondamentale colmare questa piaga, la piaga ormai degli anni 2020, che è quella del tempo, no? Ormai ci sono genitori molto impegnati nel lavoro, papà e mamma, quindi si cerca anche, abbiamo detto prima, di compensare non solo il buon voto o il comportamento, ma anche il tempo che purtroppo non riusciamo a dedicare ai nostri figli. Io, tornando alla fortuna che ho ad Arzergrande, coinvolgendoli, avendo proprio anche le politiche attive del Consiglio Comunale dei Ragazzi, li impegno moltissimo anche nel volontariato. Sai, insomma, non è insomma, notizia sconosciuta quella che ho messo una taglia, purtroppo a fin di bene, sulla testa di questi ragazzetti annoiati che hanno imbrattato i monumenti, hanno fatto dei danni, ma non per poi punirli, proprio per cercare di educarli, arrivare dove magari i genitori a volte con il loro poco tempo riescono a fare. Ho identificato i responsabili e li ho messi a fianco dei nostri amici lagunari. Ecco che abbiamo fatto un percorso anche di pulizia dei monumenti, insomma io li impegno molto con attività anche insomma, dove c'è da fare fatica e dove non basta essere solo impegnati o perché ormai in automatico arriva la paghetta del sabato o della domenica. Non funziona così. A un totale di euro deve corrispondere anche un impegno civico, un'educazione e poi ecco questa violenza, l'hai detto tu giustamente Mirella, questa violenza che assistiamo nei social. Ecco, una volta per autodeterminarsi ci si impegnava, ci si contraddistingueva per i voti, per l'impegno. Ora adesso per emergere dal branco bisogna per forza picchiare, usare violenza contro un genitore. Abbiamo visto l'altro giorno quanto veramente brutto è stato, immagino anche per quel ragazzino di 11 anni che ha visto morire suo padre per mano dei ragazzi quasi suoi coetanei. È veramente qualcosa, una civiltà dove dobbiamo fare delle riflessioni importanti. Sindaco, lei ha detto una cosa che mi ha colpito, il genitore che ha poco tempo. Io non penso che sia il tempo, io penso che sia la qualità del tempo che tu dedichi Sì. alle persone. Prima che leggevo questo libro, questa mamma con 6 figli, ma non è che queste mamme di una volta erano sempre presenti, perché pensate con la famiglia e quei lavori che dovevano fare, che non avevano sicuramente i mezzi che hanno adesso, però bastava un'occhiata una volta, e l'occhiata non è che duri ore, cioè con un'occhiata tu capivi benissimo la tua situazione. Se facevi il furbo erano problemi tuoi. Poi quando uscivi c'era sempre qualcuno che ti guardava, che ti segnalava cosa fai, dove vai da queste parti. Il problema è che abbiamo tutti quanti perso il senso, quello dell'accoglienza, della partecipazione, perché a mio avviso, soprattutto quello che mi spaventa, e lo dico anche alla dottoressa Capitanucci, sono i diversamente giovani, nel senso che hanno paura del diverso, e sono quelli che hanno passato la guerra e sono stati mai risalvati anche dal diverso, hanno paura di uscire da casa perché se vedono un gruppetto di ragazzi hanno paura che quei ragazzi siano dei piccoli delinquenti, perciò ecco questa paura che ormai regna sovrana, invece non è così. Prima sono pochi, sindaco, l'ho detto anche ieri che avevo un altro sindaco. Il problema è che qualcuno non li ferma, questi pochi, perché quelli bravi sono tantissimi. Io li ho anche qua, dovrei averli anche stamattina o domani, adesso non mi ricordo, no, domani. E sono veramente bravi ragazzi, ma veramente, però questi non fanno storia. Non sono sui pagine dei giornali, nei media, nei mass media, perché non gliene frega a nessuno del buon esempio, della buona azione. Noi dobbiamo sempre vedere il cattivo esempio. E questi piccoletti, che sono bambini, 11, 12, 13 anni, sono diventati
talmente prepotenti e arroganti. Guardate che bisogna anche capire da che angolazione lo prendi, non so se lei mi darà ragione, sindaco, Sì, perché sì, hanno questa arroganza, atteggiamento. ecco, di essere superiore a te che potresti essere sua mamma, sua nonna, cioè non gliene frega assolutamente niente. Ma questo, caro sindaco, è il comportamento che tengono a casa con i loro genitori, è inutile Sì, che si ce la sentono giriamo. forti. Dottoressa Capitanucci, ma la scuola deve fare anche didattica, non è che deve fare anche il genitore, perché dobbiamo anche capire, dai, con sta scuola. Allora, quando io ho un sindaco che mi dice, sai Mirella, è venuto il genitore di quel ragazzo che abbiamo sorpreso, che stava veramente facendo un atto vandalico, e di fronte alle immagini di questo ragazzo che è suo figlio, continua a dirmi questo non è mio figlio, ti stai sbagliando, non è mio figlio, ma come? Siamo su un paese, ci conosciamo tutti, ma come fai a dire che questo non è tuo figlio? No, non è mio figlio. Capisce, sindaco, che bisogna forse intervenire sui genitori più sui ragazzi, io sono convinta, sulla famiglia, perché è inutile che se i genitori non hanno soldi, chi è che paga? Noi? Perché dovrà pagare, ma se la famiglia non ha soldi, chi è che paga, ecco, l'imbrattamento, tutto quello, la comunità? Allora io sono convinta che questi genitori, se sbagliano, devono pagare perché sono minori. Allora la legge prevede che se tu lasci a casa un minore perché devi lavorare, andare da lavoro magari di sera, non lo puoi fare. Non lo puoi fare perché il minore deve essere accudito. No, ma scusa sindaco, lei fa parte di un partito anche importante, perciò che siete al governo, non lo dico a lei ma lo dico in genere. Ma le sembra che qualcuno abbia fatto qualcosa di utile per la comunità, per noi cittadini, per la società? Hanno fatto delle leggi talmente assurde, questi bambini che sono straprotetti e lo sanno, dico ma chi se ne frega? Senza sapere però che a 18 anni nessuno glielo dice o poco, pagano tutto quello che hanno fatto, che nessuno glielo dice questo, lo pensano di fare le bravate, chi se ne frega. Ecco, hanno sti coltelli che sono poi, guardate che ho più paura di un ragazzino di 13-14 anni che un delinquente che gira col coltello, perché questi non li sanno mica usare, i coltelli, attenzione. Allora, sindaco, non le sembra che la politica dovrebbe intervenire e dire veramente basta e prendere questi ragazzini che se ne infischiano di tutto, che tengono in pugno i sindaci, le forze dell'ordine, la comunità stessa che vive nel terrore di uscire oppure di stare anche in casa? Ma stiamo scherzando, sindaco? Ma quando è che la politica si deciderà a battere un colpo? Perché i cittadini, noi paghiamo questi politici per fare questo, il bene del territorio, dell'Italia, della comunità, non per fare le cose che servono a loro. Prego, sindaco. Sì, insomma, il decreto Caivano sta inasprendo le pene per i minori anche di 12 e 14 anni, sono assolutamente d'accordo. È una questione, dicevi giustamente, quando un ragazzino che è strafottente lo riprendi e si sente forte perché ha alle spalle dei genitori che lo difendono, capisci che purtroppo fai fatica anche a intervenire. Quindi il governo si sta attivando, insomma, sia a livello centrale con l'innalzamento della pena, come dicevo poc'anzi, sia a livello diciamo di welfare, quindi sociale, con la Regione Veneto. Abbiamo visto con dei limiti che il governatore Stefani sta inserendo per l'utilizzo dei social, proprio per quanto riguarda, come dicevo prima, anche l'emulazione, con la violenza che i ragazzi vedono, i ragazzi isolati, perché si ritrovano sì in branco quelli diciamo un po' facinorosi, quelli che creano danni e appunto incutono timore, e invece gli altri, quelli buoni, per paura di essere insomma aggrediti, tendono a isolarsi e rifugiarsi ovviamente con i social network, sul telefonino. Quindi anche questa è una piaga dei giorni nostri, quello dell'isolamento. Ecco, bisogna cercare di arrivare nelle case, cercare di coinvolgerli e riuscire in qualche modo anche a renderli protagonisti di questa civiltà. Tornando brevissimamente al discorso che i genitori non pagano, ecco, la ragazzina che aveva imbrattato il monumento dei Lagunari
mi sono fatto dare dei soldi, ovviamente non me li sono trattenuti, ma li abbiamo dati in beneficenza ai lagunari. Quindi del buono, io voglio essere sempre positivo come sei tu, Mirella, del buono c'è, bisogna cercare di scavare, ecco, però prima di scavare, di raccogliere il fiore, bisogna preparare un buon terreno, quindi appunto. è compito anche Bravo, nostro, Silvio, del un buon governo terreno. centrale, della politica Sono locale, di far crescere questi bei fiori che Allora, abbiamo. visto che parliamo di fiori, andiamo a vedere invece questo bellissimo video che ha portato Margherita Antonello e poi lo commentiamo. Adesso andiamo a vedere la sensibilità. Allora, Margherita Antonello, questa sensibilità nel capire l'importanza invece del bello che c'è nell'ambiente, nel territorio che vive Margherita Antonello, e ha creato questa associazione, adesso è diventata un'associazione anche se molto impegnativa, ma avete visto, ecco, questi angoli meravigliosi di giardini. Prego Margherita. Beh, niente, innanzitutto grazie per averci invitato, perché per noi è un anno importantissimo. Il progetto Giardini Svelati dunque ha cambiato la sua forma di divulgazione. Facciamo ed è vedere diventato, anche questo, sì, che così, eccolo qua. ecco, sì. Grazie Mirella, perché ho visto che giustamente magari è bene far conoscere la nuova veste del progetto, che ha questo logo che diventerà il suo distintivo. Okay, così vediamo, ecco, il nuovo logo dei Giardini Svelati, eccolo qua. E dunque abbiamo avuto anche quest'anno il sostegno, il patrocinio del Comune, e questo per noi è un grande onore, perché vuol dire che anche nella amministrazione viene riconosciuto il valore storico che ha questo progetto. Cioè Treviso che si conosce nei suoi angoli segreti, ma che sono storia di Treviso. Ed è un valore grandissimo, ce ne siamo rese conto anche con le volontarie che quest'anno mi hanno affiancato per formare il progetto in una veste inedita, e quindi io dico grazie a tutti i proprietari che nella loro generosità e fiducia, perché tornando un attimo anche al discorso che faceva prima Mirella rivolto alle difficoltà delle famiglie, è anche la società che è diventata difficile, e aprire la propria casa così, con generosità e fiducia, è difficile, molto difficile, però ce l'abbiamo fatta anche quest'anno e quindi proseguiamo. Vedo che hanno privilegiato tutte le slide che vedrete nella brochure che daremo in omaggio durante le visite di questo fine settimana. Margherita Antonello, chi è che partecipa a queste passeggiate per vedere questi giardini svelati? Allora, sono tutte persone con particolare sensibilità e curiosità verso la bellezza nascosta, perché diciamo camminando tu vedi gli affreschi di cui ancora è ricca Treviso, però quando dietro muri, dietro cancelli si vede che ci sono delle realtà verdi e non si riesce a vedere
La curiosità per la bellezza nascosta emerge, e quindi sono tutte persone. Quest'anno abbiamo anche famiglie giovani. Bello. E quindi questo mi fa piacere. Mi hanno chiesto: possiamo venire con il passeggino? Ma benvenuto il passeggino! E poi dei ragazzini anche adolescenti, quindi sono proprio veramente felice Cioè, di l'impegno è questa. ripagato allora, vero? Assolutamente. Ecco, beh, E fa molto piacere. poi sono stata fortunata perché nelle mie fatiche trovo sempre delle collaborazioni meravigliose. Infatti ne conosciamo sempre di nuove, vero? Sempre di nuove, fa piacere. che arricchiscono. Sì. Allora, prima di andare da Carolina Pupo, sentiamo la telefonata di Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. È bello sentire tutte queste iniziative, tutti vuol fare qualcosa di buono per i giovani. È bellissimo che esista queste persone che si propone. Però anche il discorso dei giovani, Mirella, è di un discorso che ha tante belle parole, ma in realtà il problema resta sempre. Sento tutti vogliono fare questo, paghetta qua è paghetta, ma dico una certa età le paghette non si usava, va bene? Ma i figli giovani e paghette, quelle paghe che dai i genitori adesso che lavorano dopo, non gli dà neanche, che paghette questo qui le dà, non gli dà neanche la possibilità di dare le paghette. Chi che roba, sempre chi dà il che, Mirella, i poveretti, non c'è neanche considerai, se non devo parlare di robe, è libero cuore, facciamo, vediamo, ma il problema resta sempre è anni che ha. Bisogna, i fiori che sbaglia, una volta, fondamentalmente ai sacari, che c'erano i minorenni, i fiori, dopo 14 anni che faceva qualcosa, andava ai minorenni, 1 anno, 2 anni, a secondo quello che gli dava. Ma qui veniva fuori, si drizzava tutti, perché doveva vivere sotto quelle regole, no? E imparavano. Era quando tutto tornava a fare tutte le robe. Però, ma che normale, non dico mica dei compagni, però adesso ti è privo di andare in giro per la strada, perché un figlio se ti guardi, ti risponde mai, io perché mi sorreggio. Ma se tu sei giovane, non andare a creare. Grazie Rinaldo, devo correre, grazie delle tue riflessioni perché sennò non ce la faccio, perché ho tanti ospiti questa mattina. La sentiamo anche Carolina Pupo cosa ne pensa di questa sensibilità che ha avuto Margherita Antonello per cercare anche di capire che la curiosità andava svelata. Che bello quel cancello, guarda quel ramo, quel roseto, sarebbe bello vederlo. E soprattutto la fiducia, ecco. Prego Carolina Pupo. Beh, sì, certamente è molto importante questo tema. Io sono stata invitata da Margherita, è stata anche una sorpresa per me, perché io da tempo studio la città di Treviso e in particolare tra il tema dell'urbanistica e dell'architettura tra 800 e 900 e casualmente ho fatto un evento alla cittadinanza dedicato proprio alla città giardino. Ed è stato in questa occasione che Margherita ha coniugato il suo progetto con la possibilità di aprire anche alcuni giardini in questo quartiere, Città Giardino, che poteva essere una grande, certo, effettivamente una grande sorpresa. E io ho accolto e quindi abbiamo collaborato. Io sono una collaboratrice volontaria, chiaramente, ho messo a disposizione la mia conoscenza e abbiamo creato un itinerario che si svolgerà appunto domenica mattina e con la fortuna di visitare 2 giardini, peraltro tra le ville più belle che ci sono all'interno di questo complesso residenziale. Sarà effettivamente una grande sorpresa, perché al di là della possibilità di vedere con più completezza anche la struttura architettonica di queste ville, che sono peraltro una diversa dall'altra, hanno delle caratteristiche molto particolari, quindi già il fatto di poterle vedere dall'interno e non solo sbirciando dalla balaustra sulla strada, hai la possibilità anche di vedere come il giardino è stato creato
al momento della costruzione. In effetti, nonostante i restauri che sono stati fatti, gli architetti paesaggisti, con l'aiuto anche di botanici e così, hanno cercato di mantenere per quanto fosse possibile l'impostazione del giardino dell'epoca. E pertanto ha anche in questo senso un grande valore storico. Certamente non tutte le piante saranno originali, però quelle, diciamo, le alberature, quelle più mature, quelle più importanti, sicuramente sono del momento. Allora, per chi non conosce Treviso e viene a visitarla, chieda di Città Giardino, perché è la zona dove ci sono veramente le più belle ville di Treviso. È una zona è tutta bella Treviso, non è che io sono, cioè è vero. Io sentivo anche i turisti, domenica ero in piazza San Marco e sui bastioni di San Marco per la consegna dell'assegno che voi avete visto, e devo dire che veramente tutti dicevano ma che bello, ma che bello, ma che bello, perciò vuol dire che siamo, non a caso ci chiamavano la piccola Atene. Cioè c'è qualcosa in questo titolo. Allora, dottoressa Capitanucci, cosa ne pensa, ecco, di quello che è stato detto, coinvolgere i giovani con la bellezza? Anche la bellezza è un gioco d'azzardo, bisogna vedere dove punti, dove vuoi puntare per vedere la bellezza. Ad esempio la curiosità. Mi sembra che questa parola curiosità dovrebbe intrigare i giovani, perché i giovani sono curiosi, nascono curiosi da bambini, da piccoli, iniziano perché, e se questa mamma e questi genitori li portano anche a svelare questa curiosità, non sarebbe male con la bellezza che abbiamo sentito. Prego, dottoressa. Guardi, riflettevo proprio su questa strategia di promozione del bello e veramente mi sono interrogata e mi sono detta: c'è veramente una grande responsabilità politica, perché non è che quello che ci succede sia completamente a caso, come se arrivasse una meteora. Cioè la politica, e faccio una domanda, effettivamente cosa fa per favorire il bello, per favorire le comunità, promozione di salute, salutogeniche? Ad esempio, l'azzardo, che è il tema di cui io mi occupo, è un qualcosa che favorisce il benessere, la salute, il bello. Sono usciti proprio in questi giorni i dati di soldi giocati nel 2025 in Italia e abbiamo sfondato il tetto dei 165 miliardi di euro in Italia nel 2025 di soldi giocati, che rispetto al 2024 sono più il 4%, è il 7% del PIL, ma ancora non bastano questi dati per dire l'enormità di questa situazione. Nel 2005, quindi 20 anni fa, il denaro giocato erano 28 miliardi di euro. Allora io dico, la politica ha una responsabilità su questi dati e su questi volumi, e c'è da chiedersi quanto questi soldi spesi in questo modo vadano nella direzione di promuovere il bello, il benessere, la salute nella cittadinanza, nelle famiglie e nei giovani, oppure vanno a minarlo nelle sue radici. Io pongo questa domanda alla politica perché, ripeto, non sono cose che accadono per caso e ognuno si deve prendere le sue responsabilità. Quindi sono contenta che ci siano ancora i volontari, ma non dovrebbe essere una responsabilità dei volontari quella di occuparsi di tenere vivo il bello nel nostro paese, dovrebbe essere una responsabilità politica e quindi ecco, richiamerei la politica a questa responsabilità. Bisogna fermarsi e chiedersi: ma siamo sicuri che 165 miliardi giocati nel 2025 promuovano il benessere e la salute della nostra collettività e dei nostri giovani e delle nostre famiglie? La dottoressa Pupo vuole aggiungere qualcosa a questi numeri? No, sono numeri strabilianti e il primo pensiero è stato: con questo denaro quante cose si sarebbe potuto fare per la società, per le città.
ecco, questo è la prima cosa che mi poi aveva di questi, assolutamente di questi supporti economici. Una volta Sindaco, c'erano... cosa ci dice? La politica dovrebbe riflettere su questi numeri. Ecco, la dottoressa Capitanucci mi sembra che sia stata chiarissima. Ecco, cosa fate con questo denaro, cari politici? Dove li investite? Stiamo parlando di 165 miliardi. Conosceva queste cifre, Sindaco? Infatti ringrazio la dottoressa Capitanucci perché non conoscevo il 165 miliardi, che è qualcosa di devastante. Capisco che un'entrata può essere importante, non importante nel vero senso della parola, nel senso dal punto di vista che non se ne può fare a meno, dal punto di vista delle casse dello Stato, però questa cifra deve essere investita, perché se nel corso di 20 anni questa cifra è quintuplicata, che è qualcosa di veramente che fa riflettere, perché più la popolazione è povera, più ci si aggrappa alla fortuna, e questo non può essere ammissibile. Ecco che il governo deve sicuramente investire quelle somme per parlare appunto di welfare, per poter sostenere e anche contrastare il gioco d'azzardo, in parte perché non basta una frase su un gratta e vinci piuttosto che nelle tabelle all'interno delle ricevitorie per dire di aver fatto qualcosa, no? Bisogna fare sicuramente azioni concrete, anche arrivando ai comuni, perché prima è un po' generalizzato cosa fate, e ad Azzargrande purtroppo non arrivano quelle entrate, ma io parlo per me, ma immagino anche per tanti altri sindaci che sono costretti a dare risposte e aprire la porta a quelle persone che purtroppo si sono rifugiate al gioco d'azzardo, che hanno chiesto prestiti. Io ho delle persone purtroppo che sono venute a chiedere un aiuto perché hanno ricorso a dei prestiti facili, quelli da 3, 4, 5 mila euro, perché andavano a mettere i soldi nelle macchinette, non avevano un freno. Ecco, quello è veramente grave, poi impegnandosi e sperando di poter ripagare il debito con altri soldi, è veramente un vicolo buio dal quale si fa fatica a tornare indietro. Ecco, bisogna tendere la mano, sicuramente l'ascolto è un primo passo, ma non basta, bisogna fare delle azioni concrete. Bene, Sindaco, io da un pezzo, penso sia più di qualche anno, che dico che i soldi che riceve lo Stato dovrebbero spiegargli le entrate e le uscite. Noi abbiamo bisogno di trasparenza e soprattutto sapere come vengono usufruiti questi soldi, dove vengono impiegati, perché è troppo facile dire vai in internet e leggi i bilanci. No, i bilanci te li leggi tu. Io ho 90 anni, sono ancora, anche 100, sono ancora in grado di capire, tu mi devi spiegare, perché non sono in grado di andare in questi portali poi difficilissimi, ve lo dice Mirella. Provate a entrare in un portale anche in regione. Io infatti ho chiesto anche in regione se per cortesia possono essere più semplici, perché è veramente una tragedia. Non lo sanno adoperare neanche loro, a volte devono chiamare il tecnico, perché è la verità. Capisce, Sindaco, che c'è qualcosa che non ci dicono. Dove vanno a finire tutti questi soldi? Ma se è denaro pubblico, sono denari nostri, che dovrebbero essere impiegati per il bene del territorio, per la fragilità del territorio. Dottoressa Capitanucci, lei ha fatto una bellissima domanda alla politica. La politica deve rispondere, dottoressa, a questa domanda che lei fa, e non la fa solo qui a Sveglia Veneti, a Media Nord-Est, lei la fa anche nelle sedi istituzionali. Che risposta hai ricevuto, dottoressa? Allora, purtroppo molto poche. Prima di risponderle vorrei puntualizzare una cosa che è importante. A fronte di quella cifra stroboscopica di 165 miliardi di giocato, in realtà allo Stato in entrate erariali vanno solo, e dico solo fra virgolette perché è una cifra comunque importante, 11 miliardi. Gli altri vanno, dicono, nelle tasche dei giocatori in vincite, vanno ai concessionari dello Stato, vanno a tutta la filiera produttiva dell'azzardo, per cui attenzione, 165 miliardi di giocato sono in realtà come guadagno per lo Stato solo 11 miliardi. Notare bene che
Nell'anno 2005 allo Stato andavano 7 miliardi, per cui si è creata una sproporzione tra quanto sono cresciuti i soldi giocati e quanto in proporzione percentuale sono stati presi dall'erario. Allora, io farei 2 commenti. Uno, rispetto al fatto che i bilanci, come dicono le casalinghe, si fanno guardando le entrate ma guardando anche le uscite, e nel caso del gioco d'azzardo purtroppo le uscite non vengono contabilizzate, perché come giustamente diceva il sindaco, i comuni vedono all'interno dei loro servizi sociali persone e famiglie che si sono rovinate, ma di queste rovine ne sanno purtroppo soltanto gli enti che sono più vicini ai cittadini, quindi fondamentalmente i comuni, magari le Caritas, le parrocchie, e quindi, come dire, a fronte di questi 11 miliardi bisognerebbe calcolare quanti sono i soldi che vengono spesi per i danni che si creano dalla raccolta. I danni, ripeto, sono danni alla salute, sono danni del sovraindebitamento, ma sono danni anche intangibili al benessere, alla qualità della vita, alla salute, per esempio, delle piccole attività del territorio, perché se io vado a spendere 157 miliardi di euro in giochi d'azzardo, non li spenderò andare al cinema, andare fuori a mangiare, acquistare dei vestiti, andare a fare jogging con il mio personal trainer e via dicendo. L'ultima cosa che mi sento da dire, e qui veramente voglio proprio sottolinearlo, stiamo attenti a dire con questi 11 miliardi dobbiamo dare denaro alle regioni, ai comuni per fare delle attività di contrasto, perché questo è un pensiero molto pericoloso. Perché è pericoloso? È una lama a doppio taglio, perché mi rende dipendenti da questa entrata le regioni, i comuni, così come oggi è dipendente lo Stato da questi 11 miliardi. Quindi se noi vogliamo affrontare seriamente il problema e ridurre questo gettito, questa raccolta, dobbiamo ridurre anche il gettito erariale, cioè paradossalmente attendere il discorso da fare esattamente il contrario. Come facciamo a rinunciare nei nostri bilanci a questi 11 miliardi di euro? Perché solo così noi potremo affrancarci dal problema della dipendenza da gioco d'azzardo, che purtroppo sta diventando un'epidemia gravissima nel nostro paese. A lei la risposta, sindaco Lazzarini. È una riflessione davvero molto intelligente, non ci avevo pensato e adesso ho maturato proprio questo. Sì, rischierebbe di creare una dipendenza anche per i comuni, che magari adesso arriva un'altra entrata ed effettivamente va a monte. Bisogna trovare altre entrate senza ombra di dubbio. E poi fa specie, ma non conoscevo i numeri e per questo ringrazio la dottoressa, del solo 11 miliardi di entrate. Mi verrebbe da dire che non ne vale la pena, a meno che non si foraggi, non entrino in qualche altra tasca chi magari fa proprio i propri interessi. Un'infrastruttura talmente grande e talmente esigente per un 11 miliardi di questa sproporzione. Viene da dire, parlando un po' alla pancia, che ci sono tante persone che ci mangiano allora dietro queste situazioni. È vero invece dare voce a questi cittadini che si rivolgono a noi, ai piccoli, alla base, perché non hanno la percezione probabilmente al governo centrale di queste situazioni di povertà esasperata, che veramente dove si ricorre anche a fare dei prestiti per riuscire a fare la spesa. Quindi davvero una riflessione importante, arricchente. Sì, però vede, grazie. Sindaco, la dottoressa Capitanucci è stata molto chiara. Ha detto dei 165 miliardi 11 vanno all'erario e gli altri agli enti preposti. Ma io vorrei una rendicontazione allora degli altri. A chi hai dato gli altri soldi? Alle tabaccherie? A chi li hai dati? Alla persona che ha vinto, che poi magari non ha preso neanche la vincita, l'ha lasciata là. Essere trasparenti, vediamo.
No, perché la rendicontazione, cioè dobbiamo farla solo noi volontari, che se ci danno 1.000 euro dobbiamo rendicontare lo 0,0. Cosa dici Margherita Antonello, sentendo questi numeri? Ecco, prima si parlava appunto dell'impegno che hanno nel mondo del volontariato, adesso ecco sempre più pressato, tassato, con le spalle al muro. Prego. Io mi scuso, ma devo salutarvi. Sì, adesso torniamo subito, Sindaco, sentiamo Margherita Antonello e andiamo in pubblicità. Aspetta. Grazie. Beh, io sono rimasta sorpresa da delle leggi che veramente tagliano le gambe alla volontà e al desiderio di fare volontariato e divulgare senza interesse cultura, bellezza, solidarietà. Io continuo e cerco ogni giorno nel mio piccolo, perché ho cominciato solo a luglio abbiamo cominciato a luglio ad essere associazione, ma veramente ci sono momenti in cui siamo sconfortati, però teniamo duro perché crediamo nei valori del volontariato e di fare bene senza lucro. Questo che sia la strada di Giardini Svelati. Grazie, grazie. Allora salutiamo anche, visto perché è impegnato anche il sindaco Lazzarin che deve lasciarci, Filippo Lazzarin. Grazie sindaco, grazie, però quando parliamo di soldi vi svincolate, quando vi tocchiamo sul vivo, sì. Entra la politica il sindaco. No, ma capisco sindaco che è impegnato, ci mancherebbe. Grazie sindaco, pubblicità. Grazie. Andiamo a vedere anche questi dati dell'ULSS 8 di Vicenza proprio sul gioco d'azzardo. Andiamo a sentire. €157 miliardi di euro giocati a livello nazionale, di questi il 40% giocati su piattaforme fisiche e il 60% su piattaforme online. È enorme il volume di denaro che viene speso nel gioco d'azzardo in Italia. Nel territorio dell'ULSS 8 sono 160 le persone in cura per la dipendenza da gioco d'azzardo, ma l'ULSS Berica stima che siano 10 volte di più le persone con questo problema. Nel nostro territorio la stima è che si vada tra i 1.600 a un po' meno delle 2.000 persone, che è in linea con quello nazionale. Un'emergenza sanitaria, economica e sociale che si allarga sempre più e che vede particolarmente a rischio i giovanissimi. I giovani purtroppo non percepiscono il problema e non percependo il problema, non vivendolo come problema, non chiedono aiuto, lo chiedono molto più tardi purtroppo. Per curare la dipendenza da gioco d'azzardo, l'ULSS 8 è all'avanguardia. Saranno in sperimentazione quest'anno i visori a 3D e quindi una capacità di essere immersivi con una tecnologia che è la stessa che qualche volta genera la dipendenza, ma in questo caso utilizzata esattamente per contrastarla. Non solo la cura, ma anche la prevenzione e il contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo sono fondamentali. Per questo viene lanciata la campagna Io non mi gioco, con oltre 20 appuntamenti. Qui ci attiviamo con questa campagna per arrivare in scuole, comuni, comunità, parrocchie, ovunque possa arrivare il messaggio che in azienda ULSS ci sono i professionisti capaci di affrontare questo tema. Allora, dottoressa Capitanucci, ha sentito queste cifre che cambiano, 8 miliardi di differenza, adesso ce li spiegherà, ecco perché fanno molto discutere, ognuno dà i propri numeri, ma noi diamo i numeri veramente, dottoressa, prego. No, il dato è quello del 2024, quello che c'era nel filmato, perché i dati 2025 che dicevo prima sono stati rilasciati proprio ieri, quindi se il filmato è precedente
ovviamente erano dati relativi al 2024, bisogna sempre precisare, quindi già ci rendiamo conto di che aumento c'è stato. Allora, tre riflessioni su quanto è emerso dal filmato. Uno è che la cura evidentemente rimane l'ultima spiaggia, per cui nel momento in cui le persone si ammalano poi bisogna evidentemente prevedere una cura che sia efficace. Rispetto al discorso della prevenzione, esiste certamente la prevenzione educativa, che è quella che si fa nelle scuole, ma io torno a battere il chiodo sulla prevenzione strutturale, cioè la prevenzione politica. Due sono le cose che vorrei dire. Allora, gli unici stakeholder ascoltati al momento dal regolatore, quindi l'Agenzia Dogane e Monopoli, sono i rappresentanti dell'industria e in alcune sedi istituzionali le regioni, ad esempio in conferenza Stato-Regioni, e molto meno i comuni con dei rappresentanti tipo l'ANCI piuttosto che Avviso Pubblico, in interlocuzioni che ci sono ogni tanto tra governo centrale e queste realtà. Non vengono assolutamente contemplate interazioni con altri stakeholder fondamentali, le famiglie, i giocatori e più in generale tutti i danneggiati, compresi la società civile, quindi le associazioni che si occupano di prevenire piuttosto che assistere, piuttosto che a livello volontario seguire questo disastro. L'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che già nell'anno 2010 a un convegno, e mi dispiace che sia uscito il sindaco, un senatore di allora, Raffaele Lauro, disse in modo molto chiaro: purtroppo il nostro Parlamento vede tre grosse fazioni rispetto al gioco d'azzardo. Un terzo di parlamentari sono indifferenti, nel senso che non sono interessati e non sono toccati dal tema. Un terzo sono ignoranti nel senso lessicale della parola, quindi ignorano ciò di cui si sta parlando e appunto, come molti sindaci, no, non sanno veramente che cos'è che sta succedendo nel nostro territorio da 20 anni a questa parte. E purtroppo, diceva Raffaele Lauro, un terzo sono politici implicati. Quindi che cosa vuol dire questo? Che le leggi che vengono emanate sono per lo più improntate dall'afflato dei politici implicati a vario titolo. Ora, se noi non riusciamo a cambiare questi equilibri, difficilmente riusciremo a modificare le politiche sul gioco d'azzardo nel nostro paese. Finché resterà così e finché le cose resteranno così, noi ci attendiamo non solo quell'incremento del 4,4% dal 2024 al 2025 che abbiamo potuto constatare coi dati che presentava il servizio, ma anche un giocato nel 2026 che aumenterà ancora, e così negli anni a venire. Le politiche rendono possibile questa escalation che finora non è stato possibile fermare. Guardi, farò vedere questo suo intervento, siccome veramente qui a Sveglia Veneti vengono onorevoli, senatori, io invito un po' tutti, perciò io prenderò questo suo intervento, lo farò vedere, poi sentiremo le risposte, poi glielo manderò, dottoressa Capitanucci, perché sono curiosa di sapere cosa diranno a questo un terzo. Perché vede, dottoressa Capitanucci, io dico sempre una cosa, che queste persone sono pagate da noi, dottoressa, e sono pagate anche profumatamente molto bene, e noi abbiamo bisogno, specialmente in questo momento, di sapere le cose, di conoscere la verità, perché io ho un banco solidale, dottoressa, e ieri che ero al banco solidale che era aperto, ed è l'unico banco all'interno di un ente pubblico che è la provincia di Treviso, vedo le famiglie per bene venire, non abbiamo delinquenti o barboni, abbiamo pensionati, famiglie per bene che con 2 stipendi non ce la fanno più. E sa perché mi riallaccio a quello che era detto? Perché ho delle giovani donne, anche non tanto giovani, che fanno le pulizie e prendono il gratta e vinci, e me l'hanno segnalato. Ma sa chi me l'ha segnalato? Il politico.
Allora, quando me l'ha segnalato, sai, ha detto, tu dai la borsa a quella signora che ho visto in tabaccheria che ha preso il gratta e vinci da 2 euro. E allora sa cosa le ho detto, dottoressa? Le ho detto, e tu non ti vergogni di avermi chiamato per dirmi questo? Tu mi chiami per dirmi che questa povera donna che fa le pulizie l'hai beccata, secondo lui, a prendere il gratta e vinci in cartoleria, come dice lei, sperando che magari la fortuna passi in quel momento, perché questo è quello che vogliono far vedere, e sono loro, perché hanno chiuso i casinò, i piccoli casinò, perché hanno aperto tantissimi di grandi, avevano pianificato tutto, dottoressa Capitanucci, visto che le entrate erano consistenti, perché non allargare questo patrimonio economico che abbiamo? E adesso uno esce da casa e trova, ma coloratissimi, perciò non puoi dire anche non li vedo, li vedi di tutto e di più, questi ragazzi che prima di andare a scuola vedono di tutto e di più, questa donna poveretta che cerca di dire chissà che la fortuna, e questo politico ha anche il coraggio di segnalarmelo, dottoressa. Grazie, prego. Mirella, perché questo scorcio di vita vissuta ci fa interrogare ancora di più. Allora, se come dire, c'è una istigazione a giocare d'azzardo, di chi è poi la responsabilità se le persone perdono il controllo e hanno bisogno del pacco alimentare perché non ce la fanno più a star dentro nei loro conti? Di chi è la responsabilità? È della giocatrice che ha perso il controllo oppure è del sistema che l'ha, come dire, istigata a giocare d'azzardo quando magari 30 anni fa, che il gioco d'azzardo non era così diffuso nel nostro territorio, questa donna non sarebbe andata alla bisca clandestina e non si sarebbe probabilmente rovinata come invece si è rovinata con un gioco d'azzardo così a portata di mano e così suggestivo nel dire puoi cambiare la tua vita. Sì, puoi cambiare la tua vita, peccato che nessuno gli dice che molto probabilmente la tua vita cambierà, ma in peggio e non in meglio. Grazie veramente dottoressa Daniela Capitanucci, è stata con noi e per me è sempre un onore averla ospite, glielo dico sinceramente, e chapeau dottoressa Capitanucci per il coraggio che ha di metterci la faccia, di dare i numeri, ma i numeri reali, quelli veri, e anche di chiedere risposte da quelli che hanno creato questi numeri e che non danno le risposte. Grazie dottoressa Capitanucci. Grazie a lei Mirella, è sempre un piacere parlare di azzardo perché è un problema che prima o poi bisogna debellare. Grazie dottoressa, mentre Margherita Antonello e la Pupo rimangono con noi perché veramente Carolina Pupo andiamo avanti ancora con i ragazzi adesso, andiamo a vedere, però prima andiamo in pubblicità. Siamo collegati con la preside Giuliana Milano e il professor Nappo, preside del Giorgi Fermi, con alcuni ragazzi dell'F1. Buongiorno, ciao ragazzi. Buongiorno. Che belli che siete, Fabio, no, io vi voglio vedere, ma siete proprio belli, sì. Allora, preside, ma che bei ragazzi che ha, professor Nappo, anche lei, è un onore vedere così bei ragazzi dopo tutti gli esempi negativi che vediamo, invece questi sono loro. Allora, professoressa Milana, cosa ci racconta? Come sono questi ragazzi? Sono bravi, poco bravi, molto bravi? Come sono? Allora, sono molto bravi, lo sa che io le dico sempre così, le porto sempre degli esempi molto positivi. Loro poi sono come li chiamo io, la mia squadra della Formula 1 e credo che in Italia siamo quante scuole ad averla. E poi ad averla così bella e così bravi sono solo io. Quindi sono molto orgogliosa di loro, lo sa, ne parliamo spesso, no? Ogni volta che ci vediamo dico sempre che i nostri studenti sono bravissimi e ci danno sempre un sacco di energia, un sacco di forza positiva. Senta preside, cosa ne pensa di questo anno? Ormai sta arrivando la primavera, poi arriverà l'estate, come chiuderà l'anno? Cosa vuole dire? Ecco, più che ai ragazzi, che io li vedo molto svegli, bravi, anche preparati, devo dire la verità,
ai genitori di questi ragazzi. Ecco, cosa vuole dire? Perché se abbiamo questi volti così belli, ecco, che esprimono, è inutile parlare, cioè gli occhi parlano, prof, lei lo sa. Cosa vuole dire a questi genitori? Che il nostro mestiere di genitori è molto difficile. E poi noi vogliamo sempre che i nostri figli stiano benissimo, che abbiano tutto quello che noi non abbiamo potuto avere, però dobbiamo stare tranquilli perché loro hanno sempre molte risorse e le sanno mettere in campo bene, per cui ogni tanto che incontrino qualche difficoltà forse non è proprio sbagliato, perché così imparano a cavarsela. Ecco, direi che alla fine di quest'anno, dopo tutta l'esperienza di quest'anno familiare, scolastica, mi sento di dire questo. Professor Nappo, parliamo anche di questi nuovi strumenti. Ecco, voi avete un istituto professionale, insegnate in un istituto professionale. Io quando sento dire che i ragazzi non hanno manualità, io direi anche no, non è vero. Il problema è che capire anche devono essere accompagnati, e soprattutto questi istituti professionali che hanno preso il sopravvento sui licei tradizionali. Cosa ci racconta, professor Nappo? Cosa è successo? Finalmente qualcuno si è svegliato e ha capito che forse ascoltando questi ragazzi, ecco, loro hanno qualcosa da dire. Prego, professor Nappo. Allora, innanzitutto vorrei dire che il nostro istituto è sia un istituto professionale che un istituto tecnico. Quindi formiamo i ragazzi a 360 gradi, appunto, sia in una formazione tecnica che professionale. E sicuramente il nostro territorio è un territorio che necessita di figure tecniche nell'ambito della meccanica, dell'energia, della chimica, della biotecnologia, e quindi probabilmente i genitori, ma anche i ragazzi che scelgono il nostro istituto, hanno capito che la formazione che possiamo dare loro è legata molto bene alle possibilità anche lavorative, no? Che ci dà il territorio. E anche questo progetto che portiamo avanti, che è quello del Formula One in School, mette in campo tutti questi aspetti. I ragazzi che sono qui dietro di me, di cui io sono il referente, appunto, sperimentano come le esperienze professionalizzanti e tecniche possono convergere poi in un progetto appunto così interessante. Allora, Margherita, vuole fare una domanda a questi ragazzi e ai loro insegnanti? Cosa vuole dire? Margherita si occupa di bellezza, ragazzi, ecco, svela questi giardini privati che sono di una bellezza unica. Io sono convinta che la bellezza vi incuriosisce. Prego. Ma dunque, io conosco perché ho lavorato al Giorgi anni fa, ho la mia bella età, ed è stato entusiasmante. Ho visto come si formano questi ragazzi rivelando la loro manualità, e posso dire che mi piacerebbe tantissimo ci fosse anche una qualifica rivolta all'agricoltura. Dunque quando noi abbiamo creato e trasformato il progetto Giardini Svelati in associazione. Facciamo vedere le slide per cortesia, grazie, prego. Uno dei nostri obiettivi è quello di arrivare ai giovani alle scuole. Quest'anno cominciamo, e sarebbe bello per le scuole fare rete e conoscere anche gli istituti che hanno iniziato questa esperienza dedicata agli orti botanici, e sono il Liceo Da Vinci, dal quale noi andremo a maggio, e a ottobre al Collegio Pio X. Quindi questa realtà di rivolgersi alla natura, alla bellezza e non solo alla manualità tecnica vera e propria sarebbe auspicabile. Io spero che sti ragazzi trovino la strada, magari faremo anche qualcosa, vediamo. Sentiamo la preside, professoressa Milana, cosa ne pensa di quello che ha detto Margherita Antonello? Prego. Allora, diciamo, nel nostro piccolo noi qualcosa stiamo facendo, nel senso che già ne avevamo avuto modo di parlarne negli anni precedenti. La nostra è una scuola molto green,
Per cui, per esempio, anche se naturalmente non raggiungiamo la bellezza delle foto che ci avete mostrato, abbiamo un piccolo giardino che abbiamo realizzato, in cui abbiamo costruito una spirale delle erbe aromatiche lo scorso anno, e abbiamo una zona di questo giardino dove l'abbiamo lasciata volutamente incolta, tra virgolette, per poter lasciare uno spazio agli insetti impollinatori. E questo progetto proseguirà grazie pure all'aiuto della provincia, che ci supporta quando abbiamo delle iniziative di questo genere, e con la dipintura dei muri, e poi verranno realizzati dei murales. E come vi avevo già avuto, mi ricordo di aver avuto modo di raccontare, noi abbiamo tanti progetti nella scuola. l'F1 in School è uno che comunque si apporta tra i suoi obiettivi ha anche la dimostrazione della sostenibilità ambientale di quello che i ragazzi fanno, ma partecipiamo sempre alle competizioni Green School che organizza la provincia, e proprio in questo ambito quindi abbiamo una grossa sensibilità, sviluppiamo una grossa sensibilità negli studenti verso i temi come l'ambiente, verso appunto i temi della realizzazione di piccoli spazi verdi, e sia nella sede Fermi, che è quella dove ci troviamo adesso, sia nella sede Giorgi, che è quella che si trova, diciamo, dall'altra parte della città. Professor Nappo, vuole aggiungere qualcosa? Prego. No, riguardo proprio alla questione della sostenibilità che la dirigente, di cui parlava, diciamo, poc'anzi la dirigente, e appunto l'interesse della sostenibilità e degli aspetti legati appunto alla produzione sostenibile. Vorrei dire che nel progetto Formula One School che io seguo, una cosa interessante è che molte parti dell'auto, di questa macchinina che viene, diciamo, costruita per la competizione, vengono fatti con l'utilizzo di una stampante 3D, quindi con la tecnica dell'additive manufacturing. Con l'additive manufacturing si riducono veramente al minimo gli sprechi legati alla produzione. Quindi questo per mostrare ancora di più interesse verso l'ambiente, verso ciò che ci circonda. Molto chiaro. Margherita, cosa vuole dire? Dunque, per ottobre noi avremo anche la collaborazione di ragazzi di scienze ambientali dello UAV di Venezia, e preside, se mi permette, la contatteremo, perché questi sono ragazzi molto entusiasti e molto proiettati a lavorare nel territorio agganciandosi alla nostra associazione. Quindi, sentendo, per me questa è una scoperta meravigliosa, anche perché ho un bel ricordo del Giorgi e quindi veramente mi entusiasma l'idea di poterla contattare e vedere magari con questi ragazzi dello UAV di Venezia di stabilire una collaborazione con voi. Sarei felicissima. Allora, dottoressa Pupo, cosa vuole dire? Vuole fare anche lei una domanda a questi ragazzi, visto che parliamo veramente anche di scuola, ma parliamo di bellezza, di intrigare, come è stata intrigata lei con questi giardini svelati? Ma allora, mentre si parlava mi è venuto in mente questo, che al di là della formazione scolastica che questi ragazzi hanno avviato e stanno concludendo, secondo me è interessante un tipo di formazione trasversale, cioè il fatto di occuparsi di giardini, che può sembrare una cosa magari troppo leggera, non troppo collocata sulla realtà, diciamo, effimera, ecco. E come anche pensare a capire, è un modo per capire la propria città, per capire dove viviamo, come siamo arrivati fino adesso, come la città è cresciuta, e che ci aiuta anche a capire quello che potrebbe essere poi la città del futuro. Quindi non prenderei mai sotto gamba questi aspetti che possono sembrare troppo effimeri, troppo fortemente estetici o per un pubblico un po' più maturo, perché delle volte può sembrare che pensare ai giardini, a parchi,
alle cose così, sembra quasi che sia un pubblico diverso. In realtà invece si comincia proprio da piccoli, con il fatto di guardare, di vedere, instilla una curiosità che poi non è detto che uno si occuperà di giardini, ma che però gli rimarrà nella mente un'idea di che cosa in alternativa si può vedere, si può fare anche nel corso della propria giornata, anche delle proprie attività. Per coltivare anche un orto, un giardino ci vuole una certa manualità. Una certa manualità, perciò certo. Anche là si può collegare. Allora, preside Milana, ecco, cosa dicono i ragazzi? Perché anche se lo so che non sono microfonati, però vorrei sentire anche la sua voce, lei è là vicino, se questi ragazzi la bellezza, la natura, ecco, la curiosità, ecco, gli intriga, oppure la meccatronica gli intriga di più. Ecco, vorrei anche capire, ecco, loro cosa vedono. Prima si parlava anche di gioco d'azzardo, ne parleremo, a me piacerebbe anche avervi ospiti perché vorrei sentire anche voi, perché secondo me siete ascoltati poco, parlate molto poco e fate bene, non parlate più. Ecco, bisogna veramente cercare di entrare per parlare con voi nel vostro meccanismo, e vi siete chiusi e avete fatto bene, così impariamo la lezione noi e voi ce la state dando, perché dobbiamo ascoltarvi. Cosa dice preside? Ecco, ascoltare di più anche questi ragazzi e le loro curiosità, ma non sanno neanche di averlo. Cosa dice preside Milana? Diciamo che noi a scuola ci lavoriamo molto rispetto a raccogliere le loro istanze. Ora, i ragazzi che ha qua, poi se ha piacere di fargli qualche domanda, insomma, ne abbiamo fatti venire apposta. Solo che non so come fare. Sì. Come faccio a fare la domanda? Perché non hanno il microfono. E li faccio mettere al mio posto e quindi può chiedere quello che vuole. Va bene, grazie prof, guardi, veramente grazie, perché a me piace tanto sentire anche loro, prof. Ecco, se qualche ragazzo chi viene a parlare con Mirella? Dai, vediamo chi viene. Vediamo un po'. Dai, un pochino, dai, vediamo chi prende il Eccolo qua, bravo. Presentati, chi sei? Buongiorno, io sono Stefano Pinier, sono in quinta all'Istituto Fermi e mi occupo della parte di design engineering, quindi della progettazione della macchina effettiva, e gestisco un po' i 5 ragazzi che fanno parte con me di questa sottocategoria. Avete sentito com'è partito? Avete sentito? Allora, senti, a me piace tantissimo e ti ringrazio per aver preso il posto della tua preside. Di quello che hai sentito e che abbiamo discusso questa mattina, sì, la scuola, ma anche la bellezza del territorio, la storia, la curiosità. Ecco, vi intrigano? Siete curiosi di conoscere anche il vostro territorio, oltre naturalmente la scuola che frequentate? Beh sì, assolutamente. Diciamo che io personalmente mi ritengo una persona molto curiosa, tengo a cercare di ogni aspetto che tocco all'interno del progetto ma anche al di fuori di poi ampliarla e di conoscere più cose possibili. Quindi anche la conoscenza del territorio, soprattutto del trevigiano, che reputo straordinario. Io non sono nato qua, sono nato fuori regione, quando sono venuto qua a Treviso mi ha sorpreso in positivo, quindi sì, assolutamente hanno voglia di conoscere il nostro territorio e di conoscere la nostra scuola e le materie che studiamo. A chi lasci il posto? Lascio il posto a tutti i ragazzi che sono qua dietro di me, io il progetto lo seguo da 2 anni, quindi quest'anno faccio un po' da mentor, da tutor, ma sono sicuro che faranno molto bene anche senza di me e senza gli altri ragazzi di quinta. Sentiamo una ragazza adesso, dai, vieni che sentiamo anche chi sei, in mezzo a tutti questi ragazzi, vedo che ti trovi benissimo, hai un bel sorriso, ti vedo tranquillissima e mi fa piacere. Chi sei? Come ti chiami? Buongiorno, io sono Matilde Capra, frequento il 5º anno e con l'indirizzo meccanica. Anche io come Stefano partecipo a questo progetto da 2 anni e essendo in quinta il prossimo anno dovrò lasciare il trono, diciamo, ai ragazzi che ho qui dietro, che sono veramente molto orgogliosa perché siamo riusciti a creare veramente un bel gruppo quest'anno.
Che bello, ma che bello esempio questa mattina, bellissimo. Senti, ma quello che si parlava prima, la bellezza, anche l'economia, oltre alla meccatronica, al design, ecco, quando finisce la scuola, ad esempio? Perché noi abbiamo visto durante la pandemia quanto importante è per voi la scuola. Chi avrebbe mai immaginato trovarvi seduti nei marciapiedi fuori della scuola, ma inimmaginabile. E poi sai, ho fatto un sondaggio ai diversi ragazzi che ho avuto ospiti a questa trasmissione, grazie anche ai loro presidi, ai loro docenti. Ho fatto un test e ho detto: cosa mettete sei primi 3 posti? E i prof che erano con loro mi hanno guardato e detto: adesso ne sentiremo di belle. Allora ragazzi, poi dovete dirmi la verità e lei parlerà per tutti voi, tanto vi conosce, sa che gruppo ha. Allora, al primo posto hanno messo la famiglia, al secondo posto hanno messo la scuola e al terzo posto hanno messo l'amicizia. 2 istituti completamente lontani tra di loro, invitati a sabato diversi, e hanno tutti e 3 risposto questo. Cosa mi dici? Prego. Beh, io posso dire che anche per noi potrebbe essere tranquillamente lo stesso, perché comunque la scuola è anche una trasmissione per creare tante amicizie soprattutto che durano per anni. Quindi sì, metterei la scuola sicuramente al secondo posto prima delle amicizie, perché senza la scuola tante non si sarebbero potute formare. E comunque anche per una formazione personale, perché oltre al livello didattico, nella scuola ti puoi formare anche a livello emotivo, capire come gestire i rapporti interpersonali e anche semplicemente i rapporti che una persona ha con se stesso. E la famiglia al primo posto, cosa ne pensi? Quello sì, per forza. La famiglia è al primo posto perché comunque è il supporto che ti può dare, il supporto maggiore che si può avere è proprio dalla famiglia. Allora, chi lascia il posto adesso? Allora, io lascio il posto al più piccolo del gruppo, che è veramente un onore averlo qua con noi. Grazie mille. Eccolo qua. Professor Nappo, prima di conoscere questo ragazzo, cosa ne pensa di quello che hanno detto i suoi ragazzi? Sono vostri, siete la seconda famiglia, siete voi, la scuola. Prego, professor Nappo. Allora, mi rende molto orgoglioso quello che hanno detto i ragazzi. Sapere di essere un punto di riferimento per loro dopo la famiglia è una grossa responsabilità. E siamo ben consci di avere una responsabilità appunto grandissima, come dicevo, però devo essere sincero, altrettanto sincero, i ragazzi ci aiutano molto nella nostra attività e questa attività peraltro di questo progetto ha creato un'altra piccola comunità, un'altra piccola famiglia. Questi ragazzi interagiscono tra di loro tutti i giorni, per gran parte peraltro della giornata, anche con me. E quindi sì, è vero, la scuola è senza dubbio al secondo posto subito dopo la famiglia come importanza nella vita di questi ragazzi. Allora conosciamo questo ragazzo, ciao, come ti chiami? Buongiorno, io sono Riccardo, sono appunto il ragazzo più piccolo del gruppo perché sono di seconda superiore e io questo progetto l'ho voluto fare proprio di mia sana pianta perché ancora l'anno scorso un professore che mi è venuto a far supplenza aveva cominciato a parlarmi di questo progetto. Io sono sempre stato affascinato dalla Formula 1 e dall'ingegneria in generale e ho proprio insistito nel chiedergli se effettivamente questo progetto fosse alla mia altezza, se io potessi effettivamente partecipare a questo progetto nonostante fossi molto piccolo, perché ero ancora in prima superiore a differenza di tutti gli altri miei compagni che sono qui, che sono molto più grandi di me. Ascolta, quando hai capito che avevi questa creatività, perché qualcosa ti spingeva, pensa che ho avuto un ragazzo che ha scoperto a 22 anni, un ricercatore, la stella variabile. Cosa è successo? Lui l'ha raccontato qui che l'ho ospitato. Allora, lui appunto la scuola, sì, però non riusciva bene a capire cosa era questo ricercatore che c'era dentro di lui. Ed è andato all'osservatorio astronomico. E come è entrato in questo osservatorio, ha capito
cosa veramente lui voleva diventare. Ma pensa a te, ecco, l'aiuto della scuola, ma non basta. Ha detto: io non sarei mai diventato quello che sono diventato se non mi avessero accompagnato in questo percorso e fatto conoscere l'osservatorio astronomico. E a 22 anni ha scoperto la stella variabile. Pensate, quanto importante è per voi l'accompagnamento dei vostri insegnanti, dei vostri docenti, perché da soli non ce la fate. Io ho ascoltato anche altri ragazzi, hanno detto: noi dobbiamo essere accompagnati in questo percorso. Condividi? Certo, io sin da piccolo ho sempre amato, diciamo, la progettazione generale e sono stato molto fortunato questi anni perché ho trovato dei professori che mi danno una mano e credono, diciamo, in questo mio piccolo sogno di diventare ingegnere e, diciamo, spingono anche sul fatto che io continui a credere sui miei obiettivi e devo dire che sono molto bravi anche a livello formativo perché sto imparando tante cose che mi sono sempre piaciute ma non capivo, quindi sì, sono molto contento. Quanto è importante avere degli insegnanti che vi capiscono, che hanno capito che oltre a questo ragazzo c'è una manualità, c'è un sogno dentro da poter sviluppare assieme? Tanto, soprattutto l'empatia è molto importante. Io ho un professore molto empatico che ha capito subito, diciamo, la persona che ero, ha cercato in tutti i modi di darmi una mano e si è fidato anche di me. Infatti mi ha, diciamo, anche agli open day della scuola, per esempio, nonostante fossi più piccolo e dovessi ancora cominciare a fare progettazione con AutoCAD, mi ha lasciato presentare i miei progetti che avevo fatto a casa autonomamente, grazie al suo aiuto ovviamente. E, diciamo, sì, è molto importante per me avere comunque delle persone che mi supportano. Grazie, vuoi lasciare posto a qualcun altro, che non voglio fare differenze, se qualcuno ha piacere di parlare. Vedo che anche i vostri insegnanti sono d'accordo perché siete veramente bravi ragazzi, complimenti, ma questi sono gli esempi che dovremmo avere tutti i giorni. Quasi quasi faccio una richiesta veramente a livelli molto alti di avervi sempre in trasmissione e sentirvi, ascoltarvi. Ecco, è importante secondo voi essere ascoltati anche in una trasmissione come questa? Sì, perché secondo me, questo qui è ovviamente un mio parere personale, però attualmente, vedendo anche le classi prime di quest'anno, c'è tra i giovani poca voglia di conoscere, secondo me. Vedo sempre meno voglia da parte dei ragazzi di, diciamo, buttarsi, immergersi in dei nuovi progetti. Questo qua ovviamente l'ho notato andando in giro per le classi prime, dove promuovevo insieme ad un altro mio compagno che oggi non c'è perché è in PCTO, e promuovevo appunto questo progetto della Formula One in School perché secondo me è un bel progetto anche per creare nuove amicizie, e c'era secondo me poco interesse da parte dei ragazzi delle prime, ma secondo me manca ormai la curiosità e la voglia di imparare. Grazie, allora vediamo a chi lascia il posto, chi viene adesso ragazzi? Allora, sentiamo, ciao, presentati. Buongiorno a tutti, sono Francesco Beni, sono un po' più a metà con l'età, sono in terza adesso. Io in questo progetto mi occupo della gestione dei ragazzi, infatti sono stato scelto come project manager. Non sono l'unico a compiere questo lavoro, infatti mi aiuta anche un altro ragazzo che è il suo secondo anno, che oggi non è presente perché è in PCTO, che mi ha insegnato molte cose. No, spiega a casa questa sigla, perché i vostri nonni non sanno mica cos'è quello che hai detto. Dai, spiega cos'è, dove sono questi ragazzi. Il GCTO, sì, allora noi in quarta veniamo ospitati da delle aziende per 2 settimane e possiamo fare esperienza su lavorare in una vera azienda. Avete capito? Perché sapete, voi siete abituati a queste sigle, invece i nonni a casa mi dicono dove sono gli altri ragazzi, e tu l'hai spiegato molto bene ed è importante quello che hai detto. Dottoressa Pupo, vuole fare una domanda a questo ragazzo? Non è molto facile fare una domanda. Mi verrebbe da chiederti, al di là della scuola, quali possono essere altri, se
che cosa fai, che cosa ti interessa fare, oltre alla progettazione, alle materie dell'istituto, se fai cose completamente diverse, se ti piace svagarti con altre cose. Gli hobby, sentiamo i tuoi hobby, vai! Beh, allora, ovviamente i miei hobby sono anche collegati a questo, perché questa è una mia scelta volontaria di partecipare a questo progetto, essendo che stiamo molte ore anche al pomeriggio, perché questo l'ho scelto perché mi piace, è una bella occasione per me. E fuori dalla scuola, mi piace stare con i miei amici, giocare, magari a fare sport, per esempio io gioco a tennis. Finalmente uno che non gioca a calcio, sono felice. Finalmente uno che non gioca a calcio. Ho trovato un tennista. Ecco, perché mi fa anche piacere, perché sembra che sia solo il calcio. Infatti hai ragione. Allora, un'altra cosa che volevo chiederti, sei d'accordo su quello che ha proposto il presidente della regione, un giovane uomo, Alberto Stefani, di vietare i social ai minori di 14 anni? Allora, i social dipende molto da come vengono usati. È importante anche sulla scuola spiegare ai ragazzi le loro potenzialità, ma anche e soprattutto i loro rischi. Perciò questa decisione di sicuro non spetta a me, ma spetta a persone più competenti. Comunque Personalmente tu saresti più favorevole o contrario? Secondo me dovrebbero deciderlo assieme i ragazzi con le famiglie. Caro, ma che bravo che sei. Bene, grazie. Sentiamo un altro ragazzo. Dai, sempre stessa domanda. Chi mi risponde? Anche io volevo farti un'altra domanda. Preside Milani, io la ringrazio perché la metto in attesa, ma sente anche per voi quanto è importante ascoltare, a parte che li conoscete, ma forse a Sveglia Veneti riuscite a capire ancora qualcosina in più di questi meravigliosi ragazzi che avete. Ciao, chi sei? Sono Davide Voltolina, mi occupo della partnership con le aziende per il progetto. Io sono al terzo anno della scuola e partecipo al progetto da quest'anno. Allora la domanda che ho fatto al tuo amico, al tuo compagno, tu come rispondi a questo social, sì o no a 14 anni? Allora, per me, come ha risposto, è molto soggettivo in base alle famiglie, perché ci sono famiglie che il telefono lo lasciano anche a 3 anni e famiglie che tipo la mia non me l'hanno lasciato prima della prima superiore. Hai capito? Hai capito che genitori che ci sono. Ecco, e cosa vorresti dire a questi ragazzi che alzano un po' l'asticella, che si comportano male, che non riescono a capire invece il valore della squadra, di una bella squadra come è la tua squadra, la vostra squadra? Allora, ai ragazzi non molto, piuttosto a quello che li porta a essere così, perché molte volte questi ragazzi diventano così per il retro, quindi magari i genitori che non sono molto presenti e non vengono educati e quindi non capiscono i valori che possono essere, che vengono insegnati nelle famiglie più presenti. Guarda, se fossi là ti abbraccerei. Davvero. Avete sentito cosa ha detto questo ragazzo? Cerchiamo di vedere il rovescio anche della medaglia. Perché questo ragazzo attiene questo comportamento? Margherita, vuoi aggiungere qualcosa? Ma sono stupita dalla maturità e da quello che dicono sti ragazzi. Essere rimasta qui stamattina mi entusiasma. Ragazzi, complimenti perché ribaltate il giudizio che in questi giorni sta dilagando e mortifica i ragazzi. E questo mi dispiace, e voi siete un esempio meraviglioso. Veramente. A chi lasci il posto? Lascio il posto al ragazzo che si occupa delle grafiche. Di grafica? Eccolo qua per noi. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Benison. Ascolta, io ho avuto un'altra classe, c'era una ragazza che veniva da un paese straniero come te
E lo dico perché l'ha detto anche lei, i suoi amici hanno dato ragione, che qui da noi c'è un po' di razzismo, che lei lo sente. E i ragazzi che l'accompagnavano quel giorno erano seduti là vicino dove io adesso vi faccio vedere, segno le poltrone, erano tutti seduti qua attorno, tantissimi, hanno detto è vero, perché voi avete il coraggio di dire la verità, quello che sentite, quello che provate. Io non dico che sia così dappertutto, però io dico che è vero perché lo vivo anch'io al Banco Solidale. Ecco, tu invece quando hai trovato anche questa scuola, questo accompagnamento, questi amici, ti sei sentito un po' protetto in questo mondo non facile? Prego. Sì, partendo da quando sono entrato a far parte di questa squadra, mi sono sentito molto accolto e molto preso bene dai miei compagni e mi sento bene. Per quanto riguarda il razzismo che ha menzionato prima, non è un fattore che fa parte della nostra scuola, anche perché cerchiamo per quanto possiamo di non cedere posto alle discriminazioni di qualsiasi genere. Che bello, che bello. Guarda, ti ringrazio veramente. Queste sono domande che veramente io le sento, le vivo. Sai, avendo anche un banco alimentare, ragazzi, io vivo le situazioni, vedo ragazzi come voi che arrivano a questo banco con i loro genitori e provano un po' di vergogna, è logico, è normale a quell'età, però qua c'è la famiglia, non ce la fa a fare la spesa, è giusto che qualcuno lo aiuta. Cos'è la vergogna per un ragazzo della vostra età? È arrivare a un banco alimentare con i vostri genitori, parlo in generale naturalmente, a aiutare la mamma o il papà a portare la borsa? O la vergogna è forse un comportamento sbagliato in un ascolto di una persona che è in difficoltà? Cosa mi dici? Parlando personalmente, per esperienza mia, direi che è una roba che sì, all'inizio uno si vergogna, l'esempio che ha dato a portare la borsa per la mamma o il papà, però crescendo personalmente diciamo che diventando più maturi capisci che è la tua famiglia e non c'è di che vergognarsi, appunto, perché la situazione in cui ci sei te e nessun altro ti può capire, quindi di che ti devi vergognare. Ti ringrazio veramente. E sai cosa succede quando io incontro questi ragazzi? Ecco, li faccio venire all'interno del banco, do loro il carrello e dico fatevi la spesa con la vostra mamma, scegliete quello che volete, perciò cerco anche un po' di intrigarli, perché io non penso che chiedere sia una vergogna, perché come dicevo prima purtroppo gli stipendi e le pensioni che ci sono non permettono a queste famiglie di vivere nella maniera che dovrebbero vivere, giustamente anche lavorando, perciò questi aiuti secondo me sono aiuti che fanno bene al cuore, come hai detto tu. Se serve, perché no? Però un po' alla volta dobbiamo capirlo, crescendolo subito non si è che si capisca. Ti ringrazio veramente, sai, anche per le parole che hai detto, veramente un abbraccio anche a te. Adesso chi viene? Grazie. Grazie. Dai che bel ciuffo che ha questo ragazzo. Sai che ogni tanto la Mirella prende uno di voi per il ciuffo quando lo becco che fa qualcosa di strano, vado anche molto bene a prendere il ciuffo quando vedo che uno alza leggermente anche di più l'asticella mancando di rispetto. Cos'è il rispetto per te? Chi sei e cos'è la parola rispetto? Io sono Francesco, anch'io della classe terza e secondo me il rispetto ha molte forme, sia a partire dal rispetto per gli altri, ma anche il rispetto per le cose, per gli ambienti. E insomma, bisogna in qualche modo applicare ovunque il rispetto, e che per me è in particolare un valore molto importante. Allora io ti abbino un'altra parola, una scuola che vi guida, degli insegnanti, dei docenti, come abbiamo visto, no, bravi, di più,
il valore del rispetto. Ecco, c'è il valore del rispetto verso questi insegnanti che veramente ce la mettono tutta per farvi fare un percorso educativo, non solo una didattica, ma anche un percorso educativo molto importante. E qui è il rispetto, è il valore del rispetto nei confronti di questi docenti. Prego. Sì, in questo istituto il rispetto sia tra i docenti ma anche tra il rapporto tra lo studente e il docente è un valore molto importante e che posso anche vedere normalmente. Difatti molti miei professori comunque ho un bel rapporto anche per tutte le materie e vedo che ci sono alcuni professori in particolare che proprio cercano di, come diceva prima Riccardo, molto empatici, che cercano di aiutarti in tutti i modi, che ti sostengono e questo per me è molto importante. Senti, alla preside Milano cosa vuoi dire? Una cosa che ti viene proprio dal cuore. Cosa vorresti dire a questa preside che, come vedete, tutto facile, ma lei se la mette tutta, ecco, anche con gli insegnanti che propone. Prego. Ecco, secondo me è un'ottima preside che anche lei comunica dei valori importanti e insomma siamo felici di averla tra noi anche come sostenitrice di questo progetto. Guarda che sta sorridendo, guarda, penso che siano parole importanti per questa preside, ecco, perché sono parole che, come vede, preside, vengono dal cuore di questi ragazzi. Se tu riesci un po' a entrare in questo mondo, è un mondo bellissimo, fatto di valori, di esperienze e di rispetto. Grazie. A chi lasci il posto? Non so, perché vediamo se riusciamo a farvi sentire tutti, perché è una bellissima cosa ascoltarvi questa mattina, come altre mattine dove vi ho ospiti. Grazie mille. Grazie. Piacere, buongiorno a tutti. Come ti chiami? Mi chiamo Otman Akdar, faccio parte del team di Formula 1 da quest'anno e mi occupo in particolare di quella che è la progettazione dell'auto. Allora, progettazione vuol dire anche creatività. Ecco, questa scuola che vi lascia e cerca di accompagnarvi per creare e tirare fuori la vostra creatività. Quanto importante è per te aver capito l'importanza che tu hai dentro questo progettare? Prego. La creatività è un fattore molto importante, è un fattore soggettivo che distingue l'uno dagli altri, ognuno ha il proprio stile e ognuno può creare e tirare fuori qualcosa di diverso e questo si cerca di raggiungere all'interno del nostro team per portare alla fine il miglior risultato possibile. Qual è il tuo sogno? Hai già un sogno nel cassetto? Sai, io ho avuto dei cardiochirurghi e quando alla domanda ho chiesto, quando ha capito che c'era qualcosa dentro di lei che l'avrebbe portata a scegliere questa facoltà e poi diventare un cardiochirurgo, io sono rimasta a 6 anni, a 8 anni, sapevo già che sarei diventato un chirurgo, un cardiochirurgo. Tu cosa sogni di diventare? Hai già le idee chiare? Beh, allora a me piacerebbe molto lavorare nel campo dell'aerospaziale e punto proprio a questo. Formula 1, il team di Formula 1 mi permette anche di ampliare le mie competenze in questo ambito che magari un giorno potrebbero essere richieste o valutate in un'opportunità lavorativa. Ascolta, ma sta Ferrari che non funziona, secondo te è colpa del pilota o è colpa della macchina? No, perché voi parlate di Formula 1, noi eravamo nel mondo con sta Ferrari, adesso facciamo fatica ad arrivare anche terzi o quarti. Cosa è successo? È la macchina o è il pilota che è sbagliato? No, non aver paura di dire quello che il nostro pensi. pilota, ecco perché. Grande il professore. Dai, dimmi, secondo te. Entrambi. 50 e 50? Sì. Anch'io ero d'accordo, se c'è qualcosa che non va da una parte e dall'altra. E questo giovanissimo che la Ferrari ha scartato, invece qualcun altro ha visto lungo, questo ragazzino, ma hai visto, ecco, cosa hai provato? Non so se hai visto le ultime gare.
Se hai visto le ultime gare di Formula 1 che ha vinto questo ragazzino che all'improvviso è spuntato dal nulla e ha già vinto 2 gare, cosa dici? Lui è portato a questo, c'è niente da fare. Antonelli? Sì? Beh, penso che sia stato sicuramente un sogno per lui, una conquista. Vincere un premio così importante in una competizione così grande a un'età giovanissima. Sì, si sente male un pochino, adesso sta andando via la connessione. Allora, cosa vorresti dire tu invece al professor Nappo che hai qui vicino, che è vicino a te? Cosa vorresti dire a questo professore? Beh, grazie a lui siamo riusciti ad arrivare dove siamo adesso, grazie anche al suo supporto, alle sue competenze che ci ha dato in questi mesi fino adesso, e non saremo dove siamo senza di lui. Ha sentito, professor Nappo, cosa dicono i suoi ragazzi? Vedete che se li lasciamo parlare forse hanno anche loro bisogno di esprimere la loro gioia, la loro gratitudine nei vostri confronti. Loro capiscono che ce la state mettendo tutta per accompagnarli. Cosa dice professor Nappo? Sì, era importante oggi che i ragazzi esprimessero, insomma, con le domande che lei ha fatto, ciò che provano, che sentono, insomma, le loro sensazioni. Sono loro al centro del progetto, al centro della scuola. Noi, come diceva, accompagniamo questi ragazzi, cerchiamo di far uscire i loro talenti, perché ognuno di loro ha un talento. Chi dà su un tema, chi su un altro, sia del progetto ma in generale della scuola. E quindi sentire queste parole, le parole che hanno detto a me, che hanno detto a dirigenti, insomma, danno un senso profondo al lavoro che tutti i giorni cerchiamo di fare, di portare avanti, di fare al nostro meglio. Quindi sono belle parole che veramente ci fanno tantissimo. Ragazzi, tutti promossi stavolta siete tutti promossi, non abbiate dubbi, tutti quanti promossi. A chi lasci il posto? Preside Milano, mi dispiace ma devo ascoltare anche loro, poi lei chiuderà questa trasmissione, questa seconda parte di trasmissione, sentiremo anche da lei cosa ne penserà dei suoi ragazzi. Complimenti, guardi, chapeau veramente, Preside, ma veramente chapeau, no, è la semina qua, non c'è niente. Spazio. A sveglia Venite non si sfugge, chapeau Preside. Allora sentiamo chi c'è adesso. Buongiorno a tutti, io sono Francesco Gerotto della scuola Giorgi Fermi, frequento l'indirizzo di elettronica e mi trovo molto bene anche con gli insegnanti, sono molto empatico con i miei docenti e mi piace, sì. Senti Francesco, quanto è importante partire da casa, andare a scuola e sapere che c'è una squadra che ti aspetta, una squadra che ti può ascoltare, che ti può far crescere, e soprattutto l'unione che siete riusciti a fare tra di voi. Quanto importante è anche poi quando uscite da questa scuola, perché uscite con dei valori, almeno io ho capito questo questa mattina, voi uscite con dei valori. Difficile che troviate il nemico dietro l'angolo, perché avete già gli obiettivi ben chiari. Oddio, può succedere, ma partire già con dei valori, rispetto, come abbiamo sentito, è una cosa molto bella, è una cosa che fa capire che forse se vi intrighiamo di più e vi ascoltiamo di più, forse avete qualcosa da insegnare anche noi, che è quello che dobbiamo fidarci di più di voi. O sbaglio, Francesco? Allora, riguardo alla sua domanda, partire da casa e sapere che ci sono delle persone che comunque sono pronte a sostenerti mi fa sentire sereno e al sicuro che mi dà appunto questa scuola, anche con l'indirizzo che sto frequentando, e poi ci sono anche delle persone molto competenti nel loro settore. Ascolta, quando hai scelto questa scuola, sono stati i tuoi genitori, sei stato supportato oppure qualcuno ha cercato di farti cambiare idea? Com'è nata? Ecco, come sei riuscito a entrare?
è stata una mia scelta perché mi sono trovato nella scuola giusta, nel settore giusto che volevo studiare, che ho visto che c'è anche abbastanza richiesta di lavoro, quindi trovare subito un posto di lavoro, anche perché sono bravo. Ascolta, il futuro come lo vedi tu, il tuo futuro? Ecco, qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è di essere arruolato alla Marina Militare come tecnico manutentore. Che bello, bellissimo, spero che questo sogno si esaudisca, veramente lo spero per tutti voi ragazzi, grazie. C'è qualcun altro che vuole parlare? Sì dai, li ascoltiamo tutti ormai. Ascoltiamo questo gruppo meraviglioso di ragazzi per bene. Ciao, chi sei? Buongiorno a tutti, io sono Oleg di Giorgi, sì, sono al 4º anno e questo progetto lo sto facendo quest'anno, quindi il primo anno che sono in quel progetto. Sì, l'avevo visto perché sono appassionato di Formula 1, di ingegneria meccanica e cose lì, quindi pensavo che avevo come l'obiettivo di mettere in gioco le capacità che avevo acquisito nel passato. Ascolta, quanto importante è l'elettronica? Perché ormai noi vediamo queste macchine, anzi io mi rivolgo alle autoscuole dove dico per cortesia fate meno studi sul motore, ricerche sul motore, fate più scuola guida, perché quando si ferma la macchina non è che alziamo il cofano e andiamo a vedere, perché veramente rimarremo fermi là per il resto della nostra vita. Ma l'elettronica ha fatto passi da gigante, è veramente, prima si parlava con un tuo compagno aerospaziale, questa intelligenza artificiale, come vedi tu questo futuro di queste nuove formazioni? Allora, il mondo delle vetture in generale si sviluppa verso l'elettronica, verso i comandi, cioè comandi autonomi, gli ADAS che sono gli assistenti di guida, e si sta sviluppando molto velocemente e sta sostituendo la meccanica vera, quello che dovrebbe essere in macchina. Cioè ormai aprendo il cofano della macchina trovi più elettronica che meccanica e quindi sì, anche per la comodità della gente, degli utilizzatori, e quindi sì, adesso si sta focalizzando più per l'elettronica che per la meccanica, purtroppo. Purtroppo? Perché dici purtroppo? Perché l'affidabilità, per esempio, puoi andare in autostrada a 130, magari c'è un comando che non smette di funzionare così a caso Perché con la meccanica risolvevi di più i problemi, dici tu, era più facile con la meccanica? Sì, anche perché un mio professore mi ha detto che la meccanica non sbaglia mai, invece l'elettronica può commettere... Grande, guarda, veramente grande. Ecco, siamo a posto, avete capito cosa dicono questi ragazzi che sono nel pezzo, no? Che si inventano le storie, beata la meccanica altro che l'elettronica. No, perché sai, io ho un'amica in America che mi dice, guarda che da noi non c'è più l'autista. Ecco, c'è la macchina che viene a prenderti e io dico, io non mi fiderei mica tanto, sai, di salire su quella macchina. Ecco, sarò di altri tempi, ma io al momento non mi fiderei. Tu ti fideresti di salire su una macchina senza autista adesso, al momento attuale? No, io comunque mi fiderei. Ti do la mano e anche un abbraccio, grazie di averlo detto. No, perché qua mi sa che qualcuno è andato fuori di testa, ecco, e magari proprio quello fuori di testa è quello che non sale neanche nella macchina, dopo magari fa salire gli altri. Ascolta, questo social è vietato ai minori, tu cosa ne pensi? Questa proposta che viene fatta? Come? Non avevo sentito. La proposta di vietare i social ai minori di 14 anni. Non so, perché comunque sta parlando della scelta della scuola o... No, questa proposta che è stata fatta dal presidente della regione Veneto Alberto Stefani di vietare i social ai minori perché sta succedendo il finimondo con qualcuno. Un po' perché io comunque i social li uso da 11 anni e
non posso dire come sarebbe, cioè, di non utilizzarli prima, cioè, perché comunque un discorso un po' generale. Cioè, secondo me sarebbe meglio, perché dare l'accesso ai social a una persona che è un po' più matura, un po' più adolescente, secondo me sarebbe un po' meglio, che sarà un po' più sicuro nelle sue scelte, perché essendo un po' più piccolo magari puoi fare delle cose che... Grazie, aspetta che sentiamo anche Gabriella da Mogliano che sta chiamando. Prego Gabriella. Buongiorno Mirella, la che faccia i complimenti a quei ragazzi là e la che dica che loro si è una bella compagnia, un bel gruppo che parla alle nuove generazioni e che dice che al mondo bisogna fare del bene, non del male come che succede. Chi si unisce e chi batte al chiodo come che si dice. Grazie infinite e buona giornata. Grazie Gabriella, avete sentito Gabriella? Siete voi la nuova generazione, dovete voi aiutare quelli che veramente stanno cercando dei percorsi alternativi ma non validi, trovare invece quello alternativo che secondo me è la squadra, non c'è niente da fare, una buona squadra, una bella squadra e questo può farlo solo la scuola. Mi dispiace preside per lei che avrà tanto impegno col professor Nappo e gli altri professori, ma se la famiglia non c'è siete l'unico riferimento che hanno questi ragazzi e se non ce l'hanno neppure con voi guardate che rischiamo veramente di perderli e non possiamo permettercelo perché già ne abbiamo pochi. Grazie, vuoi lasciare il posto a qualche tuo amico? C'è qualche altro ragazzo che deve parlare? Sì, eccolo qua, infatti ti avevo visto io dietro, sai? Ti avevo notato. Ciao. Io sono Tamboro Nicola, sono nella parte designer, engineering del team e mi occupo delle simulazioni, quindi quello che faccio è praticamente un software che ci dà la scuola, metto dei dati e preparo il programma per fare queste simulazioni che ci servono per comparare le parti e quindi capire qual è la miglior configurazione della macchina. Quanto è importante, le stimolazioni, tu hai parlato, un'altra parola importante, come si fa a stimolarvi? Un progetto di questo genere fatto in squadra è molto stimolante o sbaglio? Sì, è un progetto molto molto stimolante perché alla fine noi possiamo vedere effettivamente cosa poi creiamo durante le gare. Quando hai capito che dovevi scegliere questo percorso e quanto ti ha supportato la famiglia nella tua scelta di questa scuola? Io fin da bambino amavo tantissimo, costruire più da bambino con i Lego da bambino per di più, ma anche poi a scuola fare cose con la carta, creare macchinine o piccoli palazzetti. Quindi la mia famiglia mi ha sempre appoggiato in questo, mi ha sempre stimolato e anche i miei prof sia delle medie sia adesso delle superiori sono molto stimolanti su questa mia passione per progettare e costruire. Quanto è importante per voi avere una scuola di ultima generazione? Perché abbiamo parlato di ragazzi di ultima generazione, ma voi siete in una scuola di ultima generazione. Secondo te è una fortuna? Secondo me è una grande fortuna perché siamo in un mondo in cui le cose cambiano sempre più in fretta e quindi di conseguenza si deve mantenere il passo perché altrimenti si rischia di imparare cose che magari sono state superate. Ti ringrazio veramente, non so se abbiamo fatto parlare tutti, avete parlato tutti ragazzi, però facciamo tornare la preside che ringrazio infinitamente anche per questa opportunità che mi ha dato, ma penso anche per lei, prof, sia stata molto stimolante questa mattinata con voi ragazzi. Questa sera potete rivedervi, andate su YouTube, vedete Sveglia Veneti di oggi e così o stasera o domani potete rivedere la trasmissione, quello che avete detto e risentirvi, che vedrete che rimarrete stupiti anche voi perché magari adesso siete un po' tutti emozionati nel pezzo, poi vi ascolterete. Allora professoressa, cosa dice di questa meraviglia che ha creato? Io la ringrazio
ringrazio personalmente anche a nome, penso, di tutti i telespettatori che vi stanno guardando, vi posso assicurare che sono tantissimi. Prego, prof. Allora, io sono sempre, lo sa, molto contenta di dare tutte le opportunità possibili ai nostri studenti. Il fatto che loro le sappiano cogliere e darci tutte queste soddisfazioni non può che riempirmi di orgoglio. Quindi mi piace far vedere che i ragazzi di questa età non sono tutti quelli che non hanno voglia, che si comportano male, eccetera, ma invece hanno tanta energia, tante risorse. Questi ragazzi, ognuno di loro ha un ruolo specifico, si è calato nella sua parte, ci pensa anche mentre dorme. E quindi questo tipo di progetti, che dovrebbero essere di più, sebbene insomma le scuole abbiano le risorse limitate, gli danno veramente tante opportunità, perché, come diceva prima la signora che è lì con lei, gli permette di sviluppare tutte quelle competenze trasversali che sui banchi, per quanto noi ci sforziamo e cerchiamo di farli lavorare nel miglior modo possibile, non verrebbero messe in campo, proprio perché noi adesso sabato e domenica saremo in gara con la macchina che loro hanno progettato, e lì una ruota, una vite, una qualunque cosa deve essere studiata nel minimo dettaglio per essere performante. Professor Nappo, lei cosa aggiunge dopo aver sentito quello che hanno detto i ragazzi e anche la preside? Ma io ho poco da aggiungere, già è stato detto molto. Sì, sicuramente vorrei diciamo, porre l'attenzione sulla possibilità che i ragazzi hanno con questo progetto e con gli altri progetti che mette a disposizione la scuola di sviluppare appunto delle soft skill, che sono la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di assumersi responsabilità che sono diverse da quelle che loro hanno nell'attività curriculare diciamo mattutina. Tutti questi ragazzi sanno che il loro apporto è un apporto fondamentale per il progetto e che fanno parte tutti, ognuno è un tassello fondamentale alla realizzazione di una macchina, ma di un portfolio, insomma di tutto ciò che prevede questa bellissima iniziativa. E i ragazzi apprezzano soprattutto quello e si portano poi alla fine di questo progetto quello come bagaglio personale, la capacità di lavorare in gruppo, appunto, la capacità di interfacciarsi tra pari, ma anche con chi è più grande di loro. Grazie, grazie. Allora ormai siamo in chiusura. Allora, dottoressa Pupo, come vuole chiudere, con quale messaggio vuole salutare questi ragazzi, questi insegnanti? Ma io ai ragazzi auguro di proseguire nei loro progetti, nei loro sogni, e di avere davanti a loro, si trovano in questo momento nella possibilità di fare veramente tantissimo e di godersi anche un po' la vita, che oltre agli studi, oltre alle proprie attività, ma anche di guardare con un occhio al presente, un occhio al futuro, ma anche un pochino, anche un po' al passato, perché secondo me la conoscenza del passato ci aiuta a capire quello che poi abbiamo, quello che poi andremo a affrontare nel nostro futuro. Margherita Antonello, con quale messaggio chiudiamo questa seconda parte? Cosa vuoi dire a questi ragazzi e ai loro insegnanti? Ma io mi collego a quello che ha detto Carolina, perché esprime le mie idee. Dico solo ancora di nuovo che sono entusiasta di aver scoperto questa scuola che io ho nel cuore per tanti motivi, e farò in modo di stabilire una collaborazione, un qualcosa con loro, perché negli obiettivi, ripeto, di Giardini Svelati non è solo andare a vedere giardini, ma avvicinare soprattutto i giovani. Io sto iniziando un turnover della mia associazione proiettata ai giovani. Quindi, cara preside, caro professore, cari ragazzi, perché ho sentito che ce ne sono di seconda e di terza, quindi esclusi quelli che per loro fortuna chiudono e si proiettano nel mondo della vita vera, ci vedremo.
Ci vedremo. Grazie, grazie veramente, grazie alla preside Giuliana Milani, preside del Giorgi Fermi, questo istituto tecnico professionale, grazie al professor Nappo, grazie veramente, grazie anche a Carolina Pupo di essere stati con noi. E Margherita, spero che queste cose si avverino. Preside, vuole dare l'ultimo saluto? Sì, bene, grazie a tutti di averci ospitato e ci rivedremo la prossima volta. Bravissima, ci vedremo la prossima volta. Grazie veramente, bravissimi ragazzi, complimenti, grazie ai vostri insegnanti, specialmente alla preside Milana che veramente è una persona veramente nel pezzo. Grazie, grazie, siete fortunati ragazzi. Grazie, pubblicità. E siamo con Giancarlo Garisi, maestro di arti marziali. Adesso vi spiegherà chi è, io lo conosco da tanti anni con suo fratello, ma soprattutto la passione che hanno messo per far capire quanto è importante la disciplina e la regola. Allora Giancarlo Garisi, cosa ci racconti? Questi pochi ragazzi che si comportano male rispetto a quelli che abbiamo avuto anche adesso in trasmissione, che sono molto importanti perché abbiamo visto dei bravissimi ragazzi invece con la passione della scuola, dello studio, della meccatronica, della robotica, dell'ingegneria. Ecco, com'è che non riusciamo a unire le forze per cercare di recuperare questi ragazzi? Chi è che ci divide secondo te, Giancarlo? Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Grazie per avermi ricevuto qui in studio. Sì, è un tema interessantissimo. Noi siamo, come associazione Tao Te Chia, siamo costantemente dedicati a questo aspetto, cioè lavorare con la gioventù possibilmente, ma anche con persone di tutte le età. Bisogna dire che, diciamo, persone che non si comportano bene ce n'è a tutte le età, non solamente tra i giovani. E certamente che il problema che risalta di più oggigiorno è questo di questi ragazzi che non ascoltano ragione, non rispettano, diciamo, quello che è il vivere civile, però certamente non sono tutti i ragazzi, è una piccola parte che però si fa sentire molto. Lì è trovare le ragioni di questo tipo di comportamento, di questa particolare problematica sociale, è un'analisi che non prende certamente 2 minuti, ma che si cerca di sviscerare in molto tempo. Secondo te chi è che potrebbe aiutare a sedersi attorno a un tavolo e capire come fare, da quale angolazione iniziare a recuperare questi ragazzi? Perché io sono molto convinta che la parola magica sia prevenzione. Bisogna prevenire, è inutile operare nel momento che hai metastasi. Il problema è prevenire. Ecco, come si fa a fare prevenzione, specialmente con lo sport e queste discipline che mi sembra che i ragazzi piacciono molto, loro amano fare a pugni, a calci, hanno questa indole, però devono anche capire come tirare fuori questa rabbia repressa magari, e voi riuscite a fare questo, mi sembra che andate anche in determinate scuole, ma non è semplice. Sì, come associazione noi agiamo a livello internazionale, oltre che qui in Italia siamo in altri 7 paesi tra Europa, Nord America e Sud America, e certamente ancor più che qua da noi, ad esempio in Nord America e in Sud America ci sono problemi, sono 10 volte più grandi di quelli che abbiamo qui da noi, e quindi abbiamo abbastanza esperienza su questa cosa. E io penso personalmente che la migliore scuola sia l'esempio, cioè gli adulti, le persone già consapevoli,
danno il buon esempio. E ci vuole anche un certo rigore nell'educazione, la famiglia spesso è assente, la scuola non può sostituirsi alla famiglia, anche se delle volte si cerca, ma è molto difficile. Credo che oggigiorno anche gli insegnanti e la scuola non abbia gli strumenti per poter agire con rigore e fermamente con questi ragazzi, i quali si trovano senza una direzione e senza nessuno che in qualche modo riesca a contenere la loro esuberanza giovanile. Come vedi questa rabbia di questi pochi ragazzi, perché alla fine, credetevi, sono pochi, però fanno molto rumore, come ha detto Giancarlo Garisi, soprattutto questa rabbia che non si riesce a capire qual è il motivo reale, perché poi scoppia per motivi futilissimi, ma poi ci cade il morto, abbiamo visto cosa può fare un pugno, capite bene, e questo ragazzo non ha dato un pugno qualunque, perché questo ragazzo sembra che pratichi il box. Prego, la box. Sì, è una cosa abbastanza delicata. Noi promuoviamo la pratica dello yoga, delle arti marziali, della meditazione, quindi discipline di autocontrollo e consapevolezza. E la pratica delle arti marziali in particolare dovrebbe essere esattamente per mettere il ragazzo nelle condizioni di avere il controllo di sé, anche il controllo della parte istintiva, il rispetto verso i maestri e verso i compagni che praticano e verso le persone in generale. Queste sono le finalità, però sappiamo che individualmente cioè ci sono delle persone, anche in questo caso stiamo parlando di ragazzi che hanno una rabbia interiore, un'esuberanza, un eccesso di energia, di ribellione, capire il perché questi ragazzi arrivano a tanto non è facile. D'altro canto, secondo me, sì, occuparsi dei giovani è importante, però questo tipo di eccessi ci sono a tutte le età. Manca il controllo, forse gli manca anche l'amore verso le cose, verso la società, verso gli altri. I valori. I valori, esattamente, perché l'amore verso le cose si realizza proprio attraverso il valore e i valori. E certamente mancano i valori. Siamo in una società estremamente materialista. Molto. E loro lo sentono questo? Sì, in un certo senso sono anche loro vittime. D'altro canto bisogna anche in qualche modo difendersi da questo modo di agire e di comportarsi. Allora andiamo a vedere anche questa aggressione, andiamo a Conegliano e poi lo commentiamo con Giancarlo Garisi. Io ho fermato il traffico per lei e lei ha continuato a inveire, no? Le macchine suonavano così, signora vada via. Vai via te e giù offese sul andare. Prima si è bloccata in mezzo alla strada nell'ora di punta, poi ha inveito contro il nonno vigile Armando Lorenzetta, 85 anni. Siamo in Borgo Madonna, a ridosso del centro di Conegliano, protagonista una signora del posto, poco più che cinquantenne, già nota ai servizi sociali per le sue fragilità, ormai diventato un incubo per commercianti e residenti. Mi viene incontro di corsa e cosa vuole che faccia? Mi sono girato attorno al furgone e l'ho evitata, insomma, ecco, e continuava a inveire, a offendere. Voleva aggredirla, voleva metterle le mani. Sì, lei sì, è molto pericoloso non quanto per lei, ma per chi viene aggredito. Quello contro Lorenzetta è soltanto l'ultimo atto, peraltro segnalato alle forze dell'ordine di una lunga serie, ma in questi giorni si sta superando il limite. Lunedì pomeriggio una 14enne è rimasta ferita, a difenderla era intervenuta anche Silva Cozzi, titolare di una merceria più volte finita nel mirino. L'ha presa per le braccia e le dava calci con le ginocchia, pugni a questa bambina, e io lì ho cominciato a dire lasciala stare e non la lasciava stare. Dopo io ho fatto un gesto e le ho staccate e a quel punto se l'ha presa con me.
Quando il signore dell'agenzia immobiliare ha visto, è venuto giù e ci ha divise. Una violenza inaudita. Direi, sta bambina era tutta che tremava, mi ha presa così, mi diceva grazie signora ti voglio bene, grazie signora ti voglio bene. In Borgo Madonna c'è anche chi preferisce non parlare per paura di ritorsioni, ma gli episodi davvero si sprecano. La donna entra spesso nei locali mettendo tutto a soqquadro, minacciando e offendendo. Già in passato ha usato anche le mani. Mi ha strattonata e mi ha detto che io le rubo i quadri che lei fa. Sono riuscita a staccarla e non è che sia successo niente. Però non è bello trovarsi, camminare sotto il portico e ti viene vicino uno e ti stratona. L'esasperazione è tanta in Borgo Madonna, ma la richiesta è una: intervenire subito a tutela di tutti. Non è per fare del male, ed è per aiutarla a star meglio, a guarire e a farla guarire. Non ce l'abbiamo con lei Però avete ce l'abbiamo perché vogliamo. Certo che abbiamo paura. Io vengo al mattino e mi chiedo cosa mi succede oggi. Allora, non solo ragazzi sopra le righe, ma anche persone con problemi mentali. Ma qualcuno, dico io, dovrà pur fermare queste persone. Cioè non è che il cittadino deve sempre pagare le conseguenze perché non ci sono soldi, perché non ci sono strutture. Queste possono fare del male alla comunità. Allora i ragazzi magari più discipline sportive, anche sì, per cercare di trovare e tirare fuori questa rabbia in maniera diversa, e queste persone che sono sempre di più, si parlava prima con Giancarlo Garisi, che hanno problemi mentali, di mandarle nei posti giusti, e qua non ne vediamo mica fuori. Sì, no, prego Giancarlo. Sì, questa è una situazione un po' patologica, questo avvenimento. È chiaro che la signora è una signora squilibrata. Mi fa specie che una società civile come la nostra non si occupi di queste persone. Non significa che dobbiamo chiuderle in una stanza e tenerle segregate, però in qualche modo avere più controllo su queste persone che hanno dei problemi di tipo patologici, ma anche sulle persone che tendono a delinquere, ad essere violente. Capisco che non sia semplice, io non lavoro nell'ambito della direzione politica e pubblica, però voglio dire è un problema grave, è grave che le persone abbiano paura. Se posso aggiungere una cosa, Mirella, non per tirare acqua al mio mulino, l'associazione Tautecia dove io presto servizio, che è un'associazione di volontariato, si occupa esattamente anche di questo aspetto. Bisogna anche in un certo momento anche sapersi difendere, non aspettare che sempre ci sia qualcuno a difenderti. Quindi noi facciamo corsi di arti marziali, di difesa personale, e abbiamo gruppi di persone dai 45 ai 65 anni, quindi non solamente giovani. E a dire la verità, giovani tra i 18 e i 30 anni ce n'è pochissimi che vengono ad allenarsi, questo è il problema di cui parlavamo prima. Ci sono molti bambini e ragazzini fino ai 16-17 anni. Cioè il buco va dai 18 ai 30. C'è un gap generazionale, uno spazio generazionale dove sembra che non ci sia questa voglia di imparare, di agire a livello sportivo. Eccetera, Secondo eccetera. te questo a cosa è dovuto? A pigrizia, a mancanza di soldi, o poca voglia di mettersi in gioco? Però la sicurezza dovrebbe far parte della persona, cioè io mi sento sicura, mi devo proteggere, ma devo sapere come proteggermi. Sì, nessuno ha la verità, però io credo che ci siano stati degli eventi e ci siano degli eventi che hanno influito su questa parte della popolazione, che sono stati il Covid, e anche molto pesantemente tutta la nuova tecnologia, computer, telefonini, smartphone, eccetera, eccetera, che in qualche modo impigriscono fisicamente e mentalmente questi ragazzi giovani. Non vuol dire che non è che tutti non pratichino sport, ce n'è molti che praticano sport, però effettivamente io so tutte le società sportive. Vedo che in tutte le società sportive
c'è un po' questo tipo di problema. Secondo te la Costituzione, finalmente lo sport è entrato nella Costituzione nel 2025, però mi sembra che non si faccia abbastanza. Io sono dell'idea che queste attività anche motorie dovrebbero entrare già all'asilo, ma con dei professionisti, non con delle maestre che si inventano di fare attività motoria, e soprattutto poi queste discipline più vai avanti con la scuola più dovrebbero essere obbligatorie. Dico proprio questa parola, magari nel pomeriggio quando la didattica finisce tu hai una scuola più aperta. Prima mi diceva appunto la dottoressa Pupo che nei college tu stai là tutto il giorno, fai scuola al mattino, poi il pomeriggio hai tutte queste attività dove tu puoi creare quello che vuoi senza che la mamma o il papà accompagni il ragazzo da una parte o dall'altra. Noi non mi sembra che abbiamo queste opportunità, o sbaglio? No, le scuole si chiudono, ciao, chiuso tutto. Sono d'accordo con te, anche se non ho la soluzione in tasca, sono d'accordo con te. Nel nostro piccolo, ad esempio, noi facciamo lezioni nelle scuole elementari, già sono 3 anni che siamo coinvolti in questo attraverso una delle maestre, 2 delle maestre che fanno parte della nostra associazione, che sono Zanata Linda e Cristina Benetton. E quindi si cerca di sopperire a quello che le istituzioni non forniscono attraverso il volontariato, e questa è una grandissima ricchezza del Veneto e dell'Italia. A questo proposito, per esempio, visto che siamo anche nell'ambito della questione dei giovani, anche dei diversamente abili o cose di questo tipo, ad esempio noi domenica prossima, insieme a un'associazione che fa danza, studio danza, alla cooperativa sociale La Primula Casier, con il patrocinio e la presenza anche del comune, faremo un'attività a favore di questa associazione che si regge sul volontariato e che dà aiuto a circa una ventina di persone disabili e diversamente abili. Che sono in grado anche di fare queste discipline sportive. No, questi ragazzi non fanno queste discipline sportive, ma noi facciamo delle attività per sostenere Ma secondo queste... te questi ragazzi potrebbero, non tutti naturalmente, ma qualcuno di loro potrebbe, perché io iniziare a fare qualcosa, perché io sento questi ragazzi che per me sono solo diversamente agili, perché si muovono in maniera diversa, iniziare forse a capire chi è la persona che abbiamo di fronte, tanto è vero che noi abbiamo fatto questa mostra Io ci sono, per far capire che dobbiamo iniziare anche noi a guardare con occhi diversi le persone diversamente agili, come li chiamo io, iniziare a capire se si potrebbe aiutarli in qualche maniera, era quello che volevamo fare. A livello sportivo al 100%, però non in tutte le discipline. Certo. Per esempio in una disciplina come la nostra, che è la pratica delle arti marziali, la questione è un po' troppo delicata. Però lo yoga, per il controllo, però lo yoga, certamente, la meditazione e attività simili. Non pensi, Giancarlo, tu che hai una certa sensibilità anche con tuo fratello e tutta la squadra che veramente fa questa associazione molto importante anche a livello internazionale, abbiamo bisogno forse di fare un passo in più verso queste fragilità, perché loro si sentono escluse, lo hanno detto, io li ho intervistati, lo hanno detto loro, noi vorremmo ma nessuno ci prende per mano. Allora se l'istituzione non c'è, è quello che dovrebbe fare il mondo del volontariato. Tu chi sei, cosa fai, dove puoi aiutare, invece anche là siamo molto divisi, tutti quanti, ognuno fa il proprio e ciao. Sì, organizzare il mondo del volontariato sarebbe estremamente difficile, però è quello che si sta cercando di fare. E delle volte con più successo, delle volte con meno successo, ma lo sforzo è continuo, la tensione è continua. Cioè ci sono una quantità di persone nella nostra società che agiscono in questo senso, cioè ci sono tante cose buone e si cercano di affrontare tante problematiche difficili come quelle che stai trattando tu questa mattina. Allora, le problematiche difficili, però bisogna pure iniziare a parlarne. Io prima ho intervistato questi ragazzi di questo istituto
tecnico e soprattutto abbiamo capito che se li ascoltiamo forse hanno qualcosa da dirci, è che bisogna intrigarli, non c'è niente da fare, loro non si vendono a prezzo basso, loro sanno il valore della persona, ognuno di noi ha i propri valori. Quanti valori vedi tu nei ragazzi che veramente stai cercando di far crescere nella maniera giusta, anche con una disciplina e con delle regole che tu accompagni con questa attività che fai? Beh, io vedo un grandissimo valore nei ragazzi. Dietro c'è la famiglia. Dietro c'è la famiglia. È evidente che le famiglie che hanno più attenzione verso i ragazzi educano e crescono dei ragazzi più equilibrati, più giusti. Più giusti. E nelle scuole, ad esempio, dietro a questi studenti vedo dei professori che amano quello che fanno. E mentre dietro ai ragazzi che in qualche modo praticano il bullismo, sono violenti, sono disadattati, purtroppo vedo famiglie disadattate e ambienti scolastici dove gli insegnanti hanno difficoltà a dare una disciplina, a porre una disciplina. Penso che il sistema scolastico abbia le sue responsabilità, benché trovare delle soluzioni capisco che non sia semplice. Tu che veramente prendi per mano questi bambini e con loro anche i genitori, perché sono loro che li accompagnano, ecco, cosa vedi? Cos'è che noti in queste famiglie di ultima generazione? Perché poi tu devi applicare le regole che magari il genitore a casa non applica o ha paura di applicarle, o il piccolo è iperattivo, sono tante cose. Sì, beh, intanto devo dire che c'è di tutto. Ci sono famiglie che si occupano dei loro ragazzi e ci sono famiglie che se ne occupano meno per problematiche intrinseche alla famiglia, magari, sai, separazioni, questioni economiche, tutte queste cose qua. E poi ne fanno le spese i ragazzi. Quindi come vivono la separazione i ragazzi che tu hai visto? Perché io penso che sia deleteria per loro. Beh, sì, non occorre che lo dica io sinceramente, che la separazione dei genitori sia un trauma per i figli, poi dipendendo anche dall'età, chiaramente più l'età è bassa e più il trauma secondo me può essere forte. D'altro canto la relazione di coppia, cioè che due persone restino insieme per i figli, sì. Per esempio io l'esempio dei miei genitori, per esempio, che a una certa età sono entrati in disaccordo, però per noi figli alla fine sono rimasti insieme tutta la vita, e anche trovando un accordo fra di loro. Quindi voglio dire, è difficile, non c'è una soluzione per tutti, no? È una questione di coscienza, e di capacità anche di sacrificio delle persone. Quindi... Pensi, Giancarlo, che questi ragazzini, questi ragazzi, con tutti questi esempi distruttivi, ad esempio le guerre, i bombardamenti, i morti, lo stress, il business, veramente li stiamo distruggendo? Ne abbiamo già pochi, se veramente non cerchiamo di porre dei rimedi non so cosa ci rimarrà, perché loro sono molto sensibili. Voi che lavorate nei sistemi di diffusione della notizia a livello di massa, a livello mediatico, quindi principalmente le televisioni, voi avete una grandissima responsabilità, non in senso negativo o positivo, ma una grandissima responsabilità riguardo anche il modo in cui le problematiche vengono presentate o questo che state dicendo. Non mi riferisco naturalmente specificatamente a Media Nord-Est, ma in generale dal momento che le informazioni circolano così velocemente e anche molto spesso senza controllo, è chiaro che questi ragazzi vengono, come tutti, vengono influenzati dal mondo delle notizie, da tante notizie negative che ci arrivano,
Secondo me non si tratta di combattere questo, ma di trovare un antidoto, cioè trattare anche di cose positive, di belle notizie, di aspetti della nostra società che sono positivi, per esempio il mondo del volontariato fa tantissime attività, e io so che tu, Mirella, a parte che hai sempre appoggiato e ci hai aiutato anche la nostra associazione in questo tipo di lavoro altre volte, molte volte, specialmente in passato. So che ad esempio tu molto spesso hai anche sottolineato questo fatto che c'è gente che lavora in senso positivo, eccetera. Quindi anche far vedere che c'è un aspetto della vita, del mondo, della società fatto da almeno il 51% delle persone che lavorano positivamente, che lavorano bene, così diceva il mio maestro. Se c'è il 51% delle persone che lavorano per servire il prossimo, e c'è, diceva, andiamo bene. Andiamo bene, e anche io sono convinta che abbiamo la fortuna di avere questi bravi ragazzi che io, ecco, quando posso cerco di invitarli in trasmissione e soprattutto di ascoltarli, anzi mi piace ascoltare più loro che i loro insegnanti, perché ognuno di loro ha qualcosa da dire, l'abbiamo sentito anche questa mattina. Però il problema è che noi riusciamo a vederli fin da piccoli. Tu vedi quando il ragazzino è sopra le righe fin da piccolo, che ha questa iperattività. Ecco che qua la regola e la disciplina sportiva può essere fondamentale. Ma come mai c'è così poco aggancio tra le istituzioni, la scuola e il mondo sportivo? Specialmente un certo mondo sportivo che può essere di aiuto, come in questo momento, per i ragazzi sopra le righe, perché veramente io penso che qualcuno dovrà pur fermarli questi qua, perché i nomi e i cognomi li sappiamo anche dove abitano, cioè non è che dobbiamo fare tanta strada, eppure sembra che questo sistema a qualcuno vada bene. Non so se a qualcuno vada bene e mi domando come possa andargli bene, però io sono convinto che la radice è nella famiglia. Allora, da un punto di vista istituzionale è certo che la famiglia dovrebbe essere appoggiata e sostenuta molto di più, e io sono convinto che figli giovani problematici vengono da genitori problematici e da famiglie problematiche, e quindi se una famiglia è serena e tranquilla difficilmente può capitare, ma difficilmente serena e tranquilla, e anche genitori, madri e padri disposti ad essere anche severi delle volte con i figli e non a concedere tutto. È un problema grosso concedere tutto a un ragazzo giovane che non ha per esperienza di vita la misura di come le cose vanno fatte e di come si debba rispettare tutto, dai beni materiali di cui dobbiamo godere, che sono frutto del lavoro, che vanno rispettati, a tutte quelle che sono i valori della società. Ecco, sono cose non rispettabili, ma doverosamente rispettabili. Ora, se non vengono rispettati, secondo me dovrebbe entrare un po' di severità, un po' di disciplina, cominciando dalle famiglie e anche dalla scuola. So che molto spesso i genitori non hanno la capacità di esercitare una certa severità e la scuola non ha gli strumenti perché gli sono stati tolti. Senti Giancarlo, ricordiamo anche questo evento che sarà fatto domenica a Casier, lo vuoi ridire per cortesia, visto che non abbiamo la locandina perché è arrivata tardi purtroppo. Sì, domenica a Casier c'è una cooperativa sociale che è la cooperativa La Primula, che si occupa, attraverso il volontariato, si occupa di circa una ventina di ragazzi disabili e diversamente abili. E quindi la nostra associazione, che lavora per servire il prossimo, per servire la società. A che ora, veloce perché sono in chiusura? Alle ore 16, sì, alle ore 16 presso la cooperativa La Primula, domenica pomeriggio. Domenica pomeriggio, e con queste parole purtroppo è finito il tempo. Io ringrazio tantissimo, anche perché è un amico, Giancarlo Garisi, ecco, di essere stato con noi, oltre a non aver visto le attività, ma abbiamo capito dalle sue parole l'importanza di quello che ha detto, e chi a casa ha ascoltato attentamente deve mettere in atto quello che ha cercato di insegnare Giancarlo Garisi, che in fatto di discipline e di regole ne sa qualcosa
qualcosa, forse più di qualche genitore. Perciò ascoltate e mettete in pratica le regole che vi ha dato questa mattina gratuitamente questo uomo che qualcosa ne sa più di qualcun altro. Grazie, grazie. Adesso andiamo a vedere l'assegno, il vostro assegno, a chi è andato. Ciao, a domani mattina. Grazie Giancarlo Garisi. Buongiorno a tutti. Ciao grande famiglia di Rete Veneta. Oggi siamo a Spinea e stiamo per incontrare Sonia. Andiamo. Eccoci qua. Qui c'è anche Marcello, che è il marito di Sonia. Allora, Sonia mi ha detto di questo problema che avete, specialmente il tuo problema. Io ho parlato anche con il sindaco Checchin, che si è informato tramite i servizi sociali, i quali hanno detto che hanno tentato in tutte le maniere di farti fare dei percorsi, però tu non li fai, non vuoi farli. Li ho fatti, però poi non avevo tempo, mi avevano trovato del lavoro che adesso non ho più, è finito a settembre, il 30 settembre, non mi hanno poi rinnovato il contratto. Adesso ho fatto la domanda dell'ASD e sto cercando di portare i curriculum per trovare lavoro. Però tu Marcello hai un grande problema, che bevi tanto, bevi troppo Marcellino, e questo poi fa sì che tu ti comporti in maniera non buona con tua moglie, che ti vuole un sacco di bene e veramente, guarda, è da ammirare. Non riesci a fare un percorso di disintossicazione, Marcello, perché se non riesci a fare il percorso di disintossicazione, ma non farlo per un periodo e poi ritornare come prima, perché io guardandoti negli occhi, guardami Marcello, non sei una cattiva persona, per niente, perché hai questo vizio terribile che sta distruggendo la tua famiglia. Tu vuoi bene a tua moglie, Marcello? Sì. Perché lei te ne vuole veramente tanto, perché sennò non sarebbe ancora qui con te. È possibile che non riesci a capire che certe parole, quando sei ubriaco, fanno male, che alzare le mani verso una donna non va mai bene. Noi siamo dei fiori, Marcello, non potete alzare le mani, perché non lo meritiamo. Lei sta facendo di tutto, ma veramente di tutto, perché io l'ho capita. Guarda, lei sta piangendo mentre ti guarda. Perché non la aiuti e fai questo percorso di disintossicazione, Marcello? Sto cercando di farlo. Se io ti aiuto, me lo fai? Sì. Me lo prometti? Sì. Io ti sto vicino a tua moglie, però tu devi promettermi che fai questo percorso, però fino alla fine, non per un periodo, perché il sindaco Checchin ha detto: guarda Mirella, che noi le abbiamo provate tutte, però poi lui non continua, lui si ferma e ricomincia a bere. Allora intanto io andrò dove tu vai a bere, che so dov'è, e gli dirò di non darti più da bere, assolutamente, perché dopo questo vino ti altera il cervello e non si può, perché poi fai dei gesti che, se anche tu non vuoi, ti vengono, perché è il vino che fa questo, è l'alcol che fa questo, Marcello, e Sonia non lo merita, perché riuscire a venire in trasmissione e dichiarare io non ho ancora lasciato mio marito nonostante tutto è una dichiarazione di amore, Marcello. E più ti guardo, più capisco che eri una brava persona. Io non sbaglio, Marcello, tu eri una brava persona, poi l'alcol ti ha nebbiato tutto, perché purtroppo è una droga terribile, ma non puoi perdere Sonia, perché se hai perso Sonia perdi tutto, Guarda che dopo non hai più niente se perdi Sonia. Allora vuoi che iniziamo a fare questo percorso? No, dimmi sì, sincero. Sì. Sicuro? Sì. Va bene. Allora, io cercherò di aiutarti, mi metterò in contatto con i servizi sociali come ho promesso al sindaco, perché lui mi ha detto fa che Sonia ritorni ai servizi sociali. Lui sa che oggi noi vi abbiamo portato un contributo per sollevarvi dalle spese che avete, perché tu non lavorando e Sonia non lavorando non riesce a pagare, e se vi portano via la casa siamo a pezzi, perché dove vi porto? E allora io ci credo, almeno provo, io ci provo, Marcello. Se però fallisci, sappi che Sonia io te la porto via e poi non avrai più nessuno, perché io la porto via Sonia, perché Sonia ha spiegato anche che tu sei riuscito anche a alzare le mani. Una volta è successo. Ecco.